Mamma mia, voglio. È come sto godendo, non potete avere idea. Forse una mezza idea ce l'avete. Comunque. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le loyali, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Arbitro Piccione, allora. Parleremo di tutto, di tutte le cose. Però concedetemi un inizio sulla tattica, su quello che è successo sulla partita a scacchi che si è giocata, perché io sto correndo un rischio di innamorarmi non delle mie idee, ma di innamorarmi delle preanalisi. Finché il mister non parla e noi ci dobbiamo inventare delle cose, io mi immagino degli scenari, ascolto quei pochi di cui mi fido e ne faccio tesoro, quelli che hanno i dati e li usano. Legacy, Andrea Marinozzi, perché bisogna fare nome e cognome, che io mi diverto più che altro, più che mi diverto, sottolineo in maniera inevitabile quelli che non mi fanno impazzire perché sono superficiali. Ma quando ne trovo uno che invece guarda le partite e se le guarda tutte e riporta un racconto del calcio in un certo modo, io lo devo citare. E, e si era parlato del contropiede, si era parlato del fatto che la Roma ha subito il 50% dei suoi gol in contropiede e che il Napoli poteva utilizzare quest'arma che non è l'arma del Napoli, quindi quelli che vi diranno tra domani e dopodomani il Conte fa solo il contropiede, falso, falsissimo, proprio alla De Laurentiis, falso, falsissimo. Poi c'è da vedere tutto quello che si è fatto nel primo tempo con tutti gli accoppiamenti e con il Napoli che non buttava il pallone, e poi con la soddisfazione dei 3 punti, con il risultato che ti permette di parlare poi del secondo tempo in un certo modo, si può analizzare per bene senza buttare tutto a mare, perché se avessimo poi subito un gol nel finale, una siringa solita, eccetera, eccetera, si sarebbe buttato tutto a mare, tutto il lavoro. E invece no, bisogna ragionare sul fatto che comunque stiamo stringendo i denti, siamo contatissimi e quindi si deve fare di necessità virtù. Era purtroppo impossibile pensare a... vabbè. C'è follia. Fermi tutti, c'è follia. Danilo, grandissima vittoria. Grandissimo tu, con la tua generosità incalcolabile. Un abbraccio a tutti gli amici bellini dalla Isla Bonita. Forza Napoli sempre. Grazie, grazie infinite, mi ripaghi di tutto il lavoro e delle ore passate a leggere, a cercare, a studiare. Grazie infinite, non riesco a dire altro. E oggi mi volevo, se non fosse per il green screen, oggi mi volevo mettere la maglia perché è bello vedere la maglia azzurra. Hai ragione, la maglia doveva essere azzurra. Ed è bello anche vincere così, in casa loro, con le maglie, le prime maglie entrambi, proprio belli colori accesi, peccato per il pallone. La Isla Bonita. Non hanno toccato palla, solo un tiro oltre il 90°. No, allora sì, esatto, il tiro di Baldanzi che poi devi averlo, leccasi Megnan, ok? Se poi dice, se Milinkovic non avesse fatto quella parata, no, non fatela così l'analisi, perché se Megnan non avesse fatto quella parata il Milan non starebbe là. Semplicemente Allegri se ne vuole scappare di cortomuso e Conte lo prende. Avete presente quell'immagine? Io ve lo dico, ho lanciato i miei grafici all'attacco, mi devono fare l'immagine di Chiellini che prende Saka e che Conte che prende Allegri, così. Nel primo tempo l'abbiamo avuta noi, abbiamo avuto 60% di possesso palla, non la buttavamo in avanti, l'idea di avere il contropiede sì, ecco perché i passaggi all'indietro di cui qualcuno parlava nel canale Telegram, ti dovevi far venire addosso per poi liberare quei 3 indemoniati che stavano avanti, molto bene quei 3.
Il problema è che è difficile farlo per tutti i 90 minuti, loro in svantaggio si prendono più rischi, si prendono più 1 contro 1. Quello che ha fatto la Roma nel secondo tempo, che ci ha portato un pochino ad abbassarci, è hanno tenuto di più loro palla, mentre nel primo tempo erano un po' più verticali, avendo anche Ferguson. Senza Ferguson, con il falso 9, devi portarla avanti il pallone, e là ovviamente devi giocare anche un po' di conseguenza. Io sono soddisfattissimo e lo so che il secondo tempo ti lascia anche quella cosa, dici però ci siamo abbassati troppo. Sì, ma era necessario per quel modo quel momento della partita, e quindi è bello poter parlare delle due fasi, è proprio meraviglioso. Un Napoli egregio, una partita serissima, una partita studiata, di squadra, tutti al fare quello che dovevano fare. La rivedrò con goduria, perché poi la vorrò rivedere per capire quel doppio lavoro che ogni tanto Neres doveva fare, come Lobotka, chi l'ha fatto, come l'hanno fatto, se si poteva fare meglio nel secondo tempo. Ma era troppo importante prendere questi 3 punti, perché anche per far calmare un po' la Roma, perché era giusto così. E ci divertiamo. Che ho inviato un vocale di uno spezzone di Marinozzi a DAZN di una ventina di secondi nella sezione Match Day. Ascoltalo un attimo adesso e andiamo, perché io so che sono arrivati anche dei vocali a fine primo tempo, e quindi cerchiamo di ascoltarli. Vedi, per esempio, Buonasera a tutti, questo è un vocale promemoria primo tempo per parlare delle ammonizioni che dovevano ricevere Ndicà e Cristante in primis, che sono quelli che mi ricordo, poi ce ne saranno sicuramente altri, e promemoria perché non devono montare in nessun caso sull'intervento di Rachmani, perché Rachmani prende il pallone e poi va sulle gambe di Koné, ma è in scivolata, non può controllare. Una volta che ha preso il pallone, per me è scagionato, e già stanno montando il caso. E in ultimo, che dire, fanculo 0-1, dai, continuiamo così. Abbiamo continuato, non così, ma abbiamo continuato, e poi in alto. Carissimo amico bellino Valerio, buonasera, siamo a fine primo tempo, quindi vengo dal passato, ma volevo soltanto dirti che abbiamo segnato in contropiede. Te l'hai chiamata, Vale? Te l'hai chiamata? Grande Vale. Lo faccio di nuovo. Non so voi, quando stavamo andando in contropiede ho avuto in mente le parole di Valerio che dice Napoli è ultimo per gol fatti in contropiede. Ho visto Neres nell'1 contro 1 e ho detto Madonna, mi disse suo magno. Allora, che Ciao bellezza. a tutti amici bellini. Fermi. Cambi in maniera scientifica. Ecco, per esempio, sui cambi, ad un certo punto nel secondo tempo, visto che Conte stava aspettando, è la prima volta che succede così sul lungo, perché stanno arrivando i cambi prima nelle altre partite. Qua era proprio difficile muovere quell'equilibrio, perché era tutto perfettamente incastrato, tutti gli accoppiamenti perfetti. Avevo solo paura che, insomma, McTominay prenda una botta tallone d'Achille, il tendine d'Achille, gli strusciano il polpaccio, varie botte, va a finire che se ce li acciaccano poi non riusciamo a continuare il campionato. Quindi avrei voluto, e l'ho chiesto, mi sentirete domani in reaction, l'ho chiesto a Conte, possiamo mettere a Elmas, possiamo mettere a Spinazzola, a qualcun altro? L'idea era di mettere Elmas perché Højlund aveva fatto la super partita di pressing orientato, e quindi di metterlo, per quello non l'ha messo a centrocampo. Mi spiego, cioè era un pensiero già fatto e l'ha portato avanti. Poi anche Neres non ce l'ha fatta più, credo che siano solamente crampi, però erano veramente dei cambi studiati a tavolino e sono andati come dovevano andare. Allora, nell'analisi prepartita aveva detto che la Roma subisce gol in contropiede su palla inattiva, ha mai segnato in contropiede, finalmente i gialli speci benissimo. Bravissimo Antonio. Il giallo di Lobo ho urlato come se fosse stato un gol, perché è veramente una roba bellissima. Mi chiedo e vi chiedo, quel giallo che hanno identificato poi per Beukema, se è confermato per lui, perché non mi sembrava fallo di Beukema, mi sembrava fallo di Neres in quel frangente. Però possono aver visto bene. Fatemi controllare se nei dettagli lo portano a Beukema. Sì, lo portano a Beukema. Perdita di tempo. Interessante. Forse ha allontanato il pallone. Questo me lo spiegherebbe meglio, perché non era fallo di Beukema, quindi ti rinnovo i miei complimenti. Non sei un giornalista, ma sei il migliore dei tanti giornalisti che io sono senza costrutto. Grazie mille Paolo, apprezzo molto. Fallo di Beukema, mi hanno dato una lettura particolare. Su con i like, dai, like per Polly.
vinto nonostante arbitraggio nettamente a favore della Roma, e ne parleremo perché loro hanno cominciato con i falli sistematici già nel primo tempo, e io capisco che se tu lo fai verso il 7° minuto, Mancini, e una volta lo grazie, ne è arrivato tipo a 4 falli da solo, e sull'Ang e su quell'altro, e ho capito che siamo all'inizio della partita, ma non puoi lasciargli fare quello che vogliono, perché poi indirizzi la partita in un certo modo, e loro hanno come tattica, proprio come cosa studiata, il fallo che non ti fanno, perché accettano l'1 contro 1 e se lo superi ti devono buttare a terra e tu devi ammonirli, altrimenti gli permetti di fare delle cose che ti dà un vantaggio enorme. Poi dopo, nel secondo tempo, apri il gate dei cartellini gialli e li dai anche al Napoli, che possono essere anche gialli giusti, ma il Napoli non ha fatto tutto quello nel primo tempo, quindi è lì che c'è un po' di discrepanza. Massa Lubrenze, massa Carrara. Del pugno di Indica Onilus nessuno parla, bravissimo, me lo sono segnato al secondo minuto e 40 secondi, perché quella è una cosa che non uscirà in nessun highlight, che non ne parlerà nessuno, e io ve lo farò vedere con le immagini, purtroppo non video, perché altrimenti mi bloccano tutto, ma con gli screenshot sicuramente sì. Non possiamo farci prendere in giro, perché ci prenderanno in giro, e io vi ho detto e l'ho postato sul gruppo, sul canale gaming, mettiamoci l'elmetto, perché quello che stanno facendo, al di là delle polemiche Milan-Lazio così, è veramente, non ci sono certezze, non possiamo avere certezze, fanno la qualunque ogni domenica qualcosa di diverso, scandaloso per chiunque, quindi mettiamoci l'elmetto, che non ci possiamo affidare alla giustizia arbitrale, non c'è proprio giusto. Ha protestato sul fallo fatto dal capitano, ok. Lobotka a metà tra regia e Conè. Buongiorno che segue Cristante fino a casa sua. Ramos che libera spazio per le ali. Il calcio è sempre una cosa semplice, non vedo l'ora di vedere l'analisi tattica. Non vedo l'ora di farla. Non vedo l'ora di farla, amica mia. Premesso che non sono un esperto, io sarei del parere che esiste un rosso sul romanista Suore al secondo minuto. Sì, di questo stavo parlando. Poi voi giustamente tenete quel delay della chat, ma mi leggete nel pensiero. Si può dire a Gaspar che accusa è Muccuso. Ha accusato parecchio nel gabbiotto, tipo piccione che sta nella piccionaia. Super Rachmani, ci è mancato davvero tanto, e non a caso quel periodo prendevamo gol con facilità disarmante. Bene avere un altro clean sheet, perché è importante, si deve costruire sulla solidità, poi dopo i gol arriveranno. Ciao Valerio, Vai. con questo mio vocale torno finalmente alle dirette. Volevo dare un pensiero rapido, spero. Napoli secondo me è perfetto dall'approccio, dall'inizio della partita mi è sembrato nettamente più in palla della Roma. Questo nuovo modulo non dico che può calzare a pennello per la squadra, però mi sembra molto adatto in questo momento. Difficile trovare il migliore in campo per oggi, credo che tra i tre metterei Lobotka, Højlund e Neres chiaramente. E poi ti faccio una domanda, Valerio, secondo te Politano potrebbe essere la riserva di Di Lorenzo con questo modulo? Ciao a tutti e buona serata ragazzi, siamo di nuovo primi insieme al Milan purtroppo però. Un abbraccione. Un abbraccio amico mio. Sì, secondo me lo può fare come quarto, che fa il quinto. Conte l'ha detto più volte che non vede Politano come un quinto puro, quindi non di partenza. Lo puoi fare nel momento in cui vuoi essere un po' più offensivo nei secondi tempi e devi recuperare. Quindi non me lo immagino. Poi Di Lorenzo molto bene, ha sbagliato qualcosina, però ha messo molte pezze poi nell'1 contro 1 perché lo puntavano tanto, e ha fatto molto bene nel secondo tempo contro Wesley, ha dato una mano. Oggi proprio Politano non mi è piaciuto come è entrato. Ecco, se nell'altra partita qualcuno di voi me l'aveva detto, io avevo notato delle cose buone al di là dell'atteggiamento che voi mi sottolineavate. Oggi Politano non mi è piaciuto come è entrato. L'ho visto entrato quello che mi dicevate nell'altra partita, l'ho proprio notato, distratto, un po' lezioso, quando è ripartito col pallone ha fatto la scelta sbagliata un paio di volte, e nemmeno tanto attaccato agli avversari quando doveva fare la fase difensiva. È lì che si giostrava un po' tutto, quel doppio lavoro che doveva fare Neres e che ha fatto. Lo doveva fare anche Politano in quel momento, e invece gli abbiamo lasciato un pochino troppo liberi di impostare l'azione, quel triangolo con Conè, Hermoso e Ndicà, e lì hanno avuto di più loro il pallino. Quindi oggi
non ce la faccio proprio, oggi con Matteo. Io cerco di essere il più obiettivo possibile, senza antipatie o simpatie, come credo anche voi, perché poi che cosa ne guadagniamo? Niente. Però la voglia è tanta di dare un 7 pieno a tutti nelle pagelle e poi parlare delle prestazioni. C'è Conte su DAZN, allora purtroppo questo non posso farlo come faccio quando il Napoli posta che così, però magari il versatile recupererà i vocali. Vocale Ascoltiamo. del secondo tempo, buonasera a tutti amici bellini, e se nel primo tempo l'arbitro non ci aveva capito poco o niente, o meglio si era dimenticato i cartellini, nel secondo ha ricordato di avere i cartellini e ha iniziato ad ammonire a cazzo di cane, munizioni che c'erano, ammonizioni che non c'erano, ammonizioni che c'erano non date, sia da una parte che dall'altra, perché per me sia Neres che Di Lorenzo dovevano essere ammoniti e forse, non lo so se anche Buongiorno, forse anche Buongiorno. D'altra parte io non posso vedere Indica ammonito all'86esimo, quindi, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Comunque, vittoria che ci voleva, va giù. Se domani il Bologna dovesse vincere, cioè, se non vincevamo stasera, e domani il Bologna Chiaro. vinceva, ci scavalcava, Quindi, ottimo, bene così, e godo perché odio Roma. Odio sportivo. Cioè, bravo, bravissimo. Sì, assolutamente. Buonasera a tutti, buonasera Valerio e niente raga, questa è una vittoria importantissima, ma proprio da piazzamento serio a fine anno. Comunque dovesse andare su, è stato buono cavalcare quest'onda positiva che stiamo vivendo, soprattutto alla vigilia del ritorno di Spallettone a Napoli e onestamente bene tutti, bene Højlund a fare il lavoro di Lukaku, Di Lorenzo partita grandissima, anche Olivera, di cui non sono un grande sostenitore ma grande partita, e Vania che ci ha messo la manona, è l'unica diciamo vera occasione della Roma. Olivera anche lì qualcosina, però ho visto da Olivera quella garra che per esempio non ho visto in Politano ed è anche una cosa naturale perché sta nelle caratteristiche poi del giocatore, quelli che sono un pochino più tosti quando vanno a fare un intervento e Olivera ci ha messo tutto questo all'interno della partita. Andando un pochino oltre quella che era la stanchezza, gli sforzi, comunque Olivera veniva dalla partita fatta e voglio sottolineare questo che mi dice Antonio, grande Neres ma ottima partita di Lang. Lang mi sta piacendo tantissimo, si vede che sta prendendo più coraggio nel puntare. L'avete sentito Conte, non lo so se a voi si sentiva, Conte a un certo punto dice vai puntalo perché 1 contro 1 è lì che Lang può fare la differenza, in un paio di volte quel cross che poi Smilar ha smanacciato molto molto bene Lang, e addirittura io quando è entrato Politano io accetto l'ingresso di Politano, addirittura avrei lasciato Lang in campo, avrei messo Politano al posto di Neres così com'erano senza cambiare nulla, e invece Conte sposta Neres di là anche perché probabilmente aveva l'idea, come dopo fa, di mettere Elmas e spostare Neres falso 9 che già aveva fatto con l'Inter. Forse non vede in Lang questa possibilità. Quindi Wagyu, tutte le volte che noi abbiamo un'idea che è anche logica e che è anche rispettabile e intuizioni che possono essere giuste, gli allenatori hanno un piano, non è che fanno le cose perché credono che qualche cambio possono anche sbagliarlo, ma di solito è perché hanno un programma e si sono visti la partita, loro vivono la partita prima di giocarla, immaginano tutti gli scenari e a secondo di quello che succede poi dopo applicano delle cose che hanno già studiato, non se le inventano al momento, sarebbe assurdo improvvisare, siamo noi che improvvisiamo, diciamo mi attacchi il stai giocando, Quindi però sì, avrei addirittura lasciato Lang in campo, che comunque ha dato molto, si sta impegnando assai, sta venendo anche a ricoprire, come è giusto che sia e come fanno tutti. Quindi non c'è nessuna cosa incredibile, eccezionale. E grande partita, lasciatemelo dire, anche di Højlund che ha fatto un lavoraccio su Ndicà, ed è bene che abbia avuto anche la soddisfazione dell'assist, perché facendo questo lavoro ci sono meno occasioni per lui per segnare, così come nell'altro modulo si sfruttavano gli inserimenti di Anghissà, di McTominay, in questo modulo comunque la punta deve fare un lavoraccio alla Lukaku e almeno si può portare avanti, si può portare un assist a casa, se la può godere con l'Albatros, voleva proprio esultare tipo Albatros e Neres gli ha dato la soddisfazione. Molto molto bene anche Lucca.
Non leggo il resto, ma capisco. Sì, si è preso il giallo da parte di Indica, è entrato con foga, sì. Fatemi continuare. Siamo stati bravi, ma bravi bravi. Devo dire la verità, Antonio ha rimesso la barca in carreggiata, fortunatamente. Mo si tratta solo di continuare. Ah, e piccola postilla, mo adesso contro il Cagliari non voglio sentire scuse, si deve andare avanti anche in Coppa, eh. Mi piacerebbe tantissimo, amico mio, e credetemi, chi voi che mi seguite ovviamente da tanto tempo, sapete quanto ci tenga alle coppe tutte e sapete quanto mi sono incazzato con Conte quando con la Lazio poi ha messo tutte le riserve, eccetera, eccetera. È il momento, va letto il momento, non lo so, l'anno scorso se si poteva fare qualcosa di meno estremo che ci avesse potuto permettere di andare avanti in Coppa Italia. Io temo che si farà qualcosa di estremo anche questa volta, un po' per dare soddisfazione a chi sta giocando di meno e un po' perché questi qua, se li continui a spremere, rischiamo e poi gli diciamo che non li gestisce bene, eccetera, eccetera. Lo vorrei fare una turnazione, la vorrei ragionata, non esagerata, perché poi perdi delle certezze proprio tattiche se li cambi tutti. Però mi aspetto, no. Lo capirei, ecco, lo capirei, non per difenderlo, ma perché lo capirei. Olivera non sostituito all'80° esausto, scelta forzata, tattica, tecnica o volontà di spostare l'asticella del limite della concentrazione più in là possibile. Bella la considerazione finale, questa è una cosa che Conte ha. Quando li fa allenare, specialmente nei ritiri, quando li fa allenare oltre il limite, lui la sta allenando la testa, lo ha detto più volte, anche nelle interviste, insomma, più che portare il fisico al limite, e ci sta anche preparare il fisico a correre più degli altri durante il campionato, lui la sta allenando la testa. Cioè tu pensi di non potercela far più, lui ti chiede il di più, se tu lo fai, mentalmente la tua testa ti dice caspita, posso andare oltre quello che ero sicuro fosse il mio limite, e quello ti aiuta durante il campionato ti aiuta anche nella carriera. È bella come cosa. Io credo che non volesse toccare nulla perché Spinazzola non era al 100% recuperato. Ho sentito che avevano chiesto anche a Mazzocchi di accelerare il riscaldamento, quindi c'era questa possibilità. Secondo me voleva toccare il meno possibile proprio perché stavano funzionando tutti gli incastri. Sì. Secondo me sì, a prescindere. Mister, se mi leggi ti volevo dire che ti amo. Polly, Antonio, ti amano, ma ti amano in tanti. E non ti preoccupare, anche tu. Sblumbo. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera Valerio. Stasera erano importantissimi 3 punti, quanto erano importanti sti 3 punti. Togliamoci subito il dente perché Piccione, io mi sono incattivito fin dall'inizio con quella gomitata di Indica, devi ammonire, subito. Cioè non puoi non ammonire dopo 3 minuti una gomitata nelle costole a palla lontana. L'ha detto pure Marelli che era giallo, quindi figuriamoci. Ringraziassero che abbiamo dei bravi ragazzi e così non si è incattivita, ma nel secondo tempo un pochettino si è incattivita proprio per questo, direzione secondo me da rivedere nettamente. Per il resto bravissimi, Conte ha incartato Gasperini per quanto mi riguarda, Lobotka uomo su Cone in fase di non possesso, perfetto, ci lasciamo nel 3 contro 3 uomo su uomo dei 3 attaccanti, Lang, Neres e Højlund bravissimi a interscambiarsi, cosa che è successa infatti sul gol, Neres chiude centralmente il contropiede nell'1-2 con Højlund. Che bella, che peccato quella palla di Lang, se Højlund avesse avuto la freddezza dello scavetto, no, quella alla Higuain, poteva essere il raddoppio, bravi comunque, vinta di cuore, vinta di testa, ben organizzati, E di forza Napoli squadra. sempre. E di squadra. Tra l'altro lo scavetto io l'avevo chiesto anche a Neres. La palla di Neres va tra la mano di Svilar e il corpo allungato proprio per millimetri. Io là mi aspettavo un opla e invece è andata tutto bene. Guagliù, Umberto Livello, mamma mia, che meraviglia. Speriamo che lo possa caricare, ve lo posso far vedere perché è qualcosa di meraviglioso. Share media. Fatemi vedere che qualcosa. Io l'avevo chiesto con Allegri, ma già va bene così, perché anche Gasperini se ne stava andando. Ed è qualcosa. Umberto Livello. Vi arruberete le cose, lo so che vi rubate tutto. Date come si dice? Quotate. Vabbè, vai, come si dice? Citate la fonte. Citate la fonte perché è qualcosa di meraviglioso. Sì, rimuoviamo il layer e ricominciamo anche a leggere tutte le cose vostre.
Fabio? Valerio, ciao amici bellini. È fallo per la Roma! No, ero io che mi stavo alzando dalla sedia perché qualsiasi cosa volevano il fallo stasera. Hanno messo una pressione all'arbitro incredibile, ma non gli è bastato, l'hanno buttato sulla caciara, ma gli è rimasto in gola. Niente, il Napoli quando gioca in modo offensivo è sempre la stessa storia. Siamo molto più squadra quando vogliamo comandare il gioco, quando invece ci vogliamo difendere come gli ultimi 20 minuti, a noi ci viene il cardiopalma e magari le partite possono essere rimesse in gioco e non ho capito perché. Quando invece dovremmo cercare comunque di incrementare il risultato. Ci abbiamo provato il primo tempo, però ricordiamo che stiamo giocando ogni 3 giorni senza giocatori. Forza Napoli. È assolutamente quello, io non credo che fosse una scelta, cioè non ne hai proprio più, sei riuscito a concretizzare nel primo tempo e come al solito il Napoli non è che si ferma subito, prova a continuare a farlo. Poi come si sviluppa la partita ti devi un po' adattare, non ti devi disunire, questa è la cosa poi che ci dobbiamo prendere come positiva, anche quando ci abbassiamo, che non è una cosa positiva, perché te li porti in aria, però veramente abbiamo concesso un tiro pericoloso, forse quello di Pellegrini, va aggiunto a quello di Baldanzi, però finisce altissimo, e loro avevano tutte le possibilità di farti del male, non riuscivano a mettere cross pericolosi, non riuscivano ad arrivare al tiro in maniera pulita, e tutti piccoletti, Baldanzi, Dybala, poi mettono Bailey, siamo stati proprio bravi di squadra a chiudere tutte le linee di passaggio e a concedere solo un gioco un pochino scolastico alla Roma, senza concedere folate, senza concedere quelle cose dove loro sono bravi. E comunque a Conte che è cambiato proprio la faccia, si vede che sta bene, e sì, secondo me ha avuto una risposta dai giocatori che a volte si devono avere dei confronti, e Conte è uno di quelli che quello che ci dice a noi, quello dice a loro, è nel bene e nel male, perché poi certe cose uno può preferire dille solo nel privato dello spogliatoio, perché poi il resto d'Italia ci marcia, ci ricama, e lui invece è così, non se ne frega proprio, e non lo fa nemmeno alla Mourinho, secondo me, cioè non è calcolato, è proprio lui quello che pensa, quello dice senza filtri, e può far male, ma può fare anche bene. Ciao Ale, buonasera a tutti, partita quasi perfetta. Ciao, Piccolo Massi. appunto solo magari sul cambio di Politano, non voglio dire come ha giocato Politano, no? Ma non capisco perché non farlo magari qualche minuto dopo insieme a quello di Elmas e quindi guadagnare uno slot per i minuti finali che non si può mai sapere. Sì. La cosa più importante di questo modulo, oltre ad averci ridato un capitano, un Di Lorenzo strepitoso, fantastico, ci ha ridato anche una fase difensiva unica. Buongiorno è stato enorme, Olivera fondamentale, oserei dire, e tutti gli altri davvero tutti dediti alla causa, tutti si vede uniti, impegnati, come eravamo abituati l'anno scorso. Sto rivedendo il Napoli dell'anno scorso, si è trovata una quadra, secondo me loro hanno ritrovato una consapevolezza, una forza, no? Hanno capito che sono ancora forti come lo eravamo l'anno scorso, e secondo me questo qua dà giovamento praticamente a tutti. Arbitro pessimo, c'è stato un momento del secondo tempo dove avevamo più ammoniti della Roma, e per me è una cosa allucinante. Non mi vengono in mente altre cose perché veramente è stata una partita quasi perfetta, sono contentissimo. Pazzesco, veramente, per tutto, per come hanno gestito la partita, il fatto che noi avessimo 3 gialli, veramente paradossale. Buonasera. Allora, Buona, questi sì. 6 minuti di recupero immotivati per quanto mi riguarda, ho fatto circa 6 anni di vita, poche cose mi spaventano nella vita, una di queste è Stefano El Shaarawy. Shaarawy, perché non avevano anche Ligno, ma i fumi, i fantasmi di quelle cose là, quando hanno dato 6 minuti, ho detto vabbè, dategli direttamente il gol e noi andiamo avanti senza perdere tempo, che ha già fa Quindi live. abbiate pazienza, ma l'infarto l'ho rischiato. Detto questo, secondo me partita quasi perfetta, cioè tatticamente secondo me siamo stati veramente molto molto bravi. La linea difensiva mi è piaciuta tutta, compresa i 2 quinti, perché secondo me anche Di Lorenzo e Olivera hanno fatto un'ottima partita e si sono presentate tutte quelle situazioni tattiche che avevi anticipato nel 98, Vale, e veramente molto bene. Højlund mi è piaciuto tantissimo in tutti i movimenti che ha fatto, forse tecnicamente meno pulito del solito, però nel Sì. primo tempo onestamente ci sono stati molti errori da tutte e 2 le parti, penso che Vero, perché poi mi sono messaggiato con il mio amico Angioletto e lui ha detto partita orribile, e ho detto no, partita bellissima, e lui intendeva giustamente tecnicamente, perché ci sono stati molti errori da entrambe le parti, anche la Roma ha sbagliato qualche appoggio abbastanza banale. Nel secondo tempo noi abbiamo ricominciato con un pressing dove abbiamo costretto la Roma a un retropassaggio che finisce in calcio d'angolo, ricordiamocelo. E sì, su Højlund c'è stato un momento nel primo tempo dove lui quell'appoggio lo dà direttamente in fallo laterale. Ho detto non ti disunire ragazzo, che questa partita è comunque la tua, e sono troppo contento perché io mi prendo delle piccole responsabilità quando vi dico non to giù le mani da Højlund, quando vi dico certe cose che vedo e che spero che poi si
si realizzino, e senza il risultato, voglio, restano chiacchiere che pochi possono apprezzare, ma se poi non fai il risultato ci credono di meno anche i calciatori. Invece col risultato tu poi dopo la prossima partita fai quello che ti ha detto Conte con ancora più convinzione, perché dici "Ui, arrivano i risultati", quindi è una cosa spettacolare. Continuiamo Valentina, poi recupero il Falanga. Diciamo, sia lo stare a specchio, sia il pressing che abbiamo fatto, sia noi che la Roma, inevitabilmente ti mette un po' di pressa nelle giocate, e però per il resto veramente molto molto bene. Cioè, secondo me forse l'unica cosa che si può rimproverare alla squadra è di non aver fatto il secondo e chiuderla prima. Però per il resto veramente una partita giocata di alto alto livello. Massa secondo me imbarazzante, perché primo tempo doveva cacciare quantomeno 10 cartellini gialli, e fatemi dare un appoggio a Massi, perché veramente sta diventando complicato commentare Politano, Sì. No, ma Ciao, Valerio, infatti mi fa piacere che ve lo abbia detto subito senza aspettare i vostri messaggi al riguardo, perché oggi mi ha fatto pigliare un po' collera l'ingresso di Politano, ed è un peccato, perché io voglio che lui dia tanto da subentrante. Non mi permetto di entrare nella sua psicologia perché non lo conosco e non vorrei, però è legittimo se qualcuno si chiede "Ma vuoi vedere che entra un po' più svogliato perché vuole essere titolare a tutti i costi e soffre questa cosa?" Se qualcuno si chiede questa cosa, io come faccio a darti torto? Non lo posso sapere, lo possiamo immaginare, ci direbbe il contrario se ci parlassimo vis-à-vis. Però è naturale. Il ruolo dello spaccapartite che davano a Mertens, che hanno dato ad Elmas, cioè quello che entra e spacca perché entra con grande foga, con grande mentalità, non è per tutti. Questo è bene chiarirlo. Lo stesso Neres, che poi è stato chiamato tante volte a essere quello che entra e subentra, non fa per tutti, quindi può essere anche che lui è come se stesse soffrendo, ripetiamolo bene, senza sempre farlo apposta. Parliamo sempre di subconscio, parliamo sempre di cose che tu non sai ma fai. E non vorrei che fosse questo il problema, perché io voglio che venga utilizzato, che vengano alternati tutti e tre, che scompaginino a tempo, perché esistono i titolari dei primi 60, esistono i titolari dei secondi 30, senza alcun problema, e nessuno si deve prendere collera, nessuno, quindi deve far bene anche quando viene chiamato in causa. Con gli avversari più stanchi si deve far meglio addirittura. Miglior partita del Napoli di Conte e di Buongiorno, grande Ludovico, Alessandro Ludovico, stress, mica solo Ludovico, grazie mille. E miglior partita non lo so, però è una partita che mi ha dato veramente tanta soddisfazione per i motivi che vi ho spiegato. Non mi far perdere Tore, allora, che ringrazio sempre. Beukema deserves a little bit più di risalto, e hai ragione, ha fatto una buona partita Beukema su un avversario non semplice, perché Pellegrini non ti dà punti di riferimento. Lang sta carburando, Højlund tanta lotta, idem McTominay, molti recoveries per permettere al Lobo di impostare. Non vanno sottovalutati. Spolitano è l'unico fail e non posso darti torto oggi, non posso proprio darti torto su nulla. E avrete notato che McTominay in questa fase poi da mediano tocca più palloni, e li sta toccando anche bene, perché poi sì, c'è tanta roba di lotta a centrocampo. È costretto a fare un lavoro ancora di più, perché non solo devi andare poi a seguire Cristante ovunque lui si metta per ricevere il pallone, ma devi anche fare una corsa all'indietro, perché se alzano il pallone sei tu che sei il più alto e il migliore colpitore di testa che abbiamo in questo momento, e quindi devi stare là per le seconde palle, per metterti al limite della nostra area. Quindi sono questi doppi lavori che è bene premiare anche con il risultato e con i 3 punti, perché se fai tutta questa fatica e poi torni a casa con un pareggio oppure con una sconfitta è veramente difficile da digerire. Invece no, che bello, adesso si devono meritare tutti i complimenti, devono andare sui social, postare le foto e prendersi i like, che non è una cosa da sottovalutare. Viviamo in questi anni, in queste annate dove un like fa la differenza anche a livello mentale. Una volta erano le pagelle sui giornali, adesso è il parere un po' della gente sui social, quindi è molto importante che questo lavoraccio
Ho detto il lavoraccio di Neres, il lavoraccio di Højlund, anche il lavoraccio che fa McTominay, che venga sottolineato da tutti. A DAZN ancora a parlare del non fallo all'inizio dell'azione. Mamma Carmen, siete disonesti. Fran. Ciao Valerio, ciao a tutti gli amici bellini. Ciao. Questo è il mio primo vocale, essendo nuovo del gruppo. Che bello. Quindi, grandissima vittoria, importantissima. Bisognava vincere questa partita ed era la partita che mi aspettavo, ovvero una partita tosta, dura. Al di là di tutto, quello che veramente risalta all'occhio è il carattere della squadra che è tornato. È stato il Napoli di Conte come quello dell'anno scorso, guerriero, combattivo. Hanno fatto tutti la propria parte. Arbitro pessimo, già è stato detto da tanti altri. Giallo su Beppe, ma inesistente. Penso, immagino dal replay, perché ha allontanato il pallone dopo il fallo su Neres, ma non è che l'ha allontanato, l'ha semplicemente continuato a giocare. Lazio, bravo! Sull'altra fascia, la fascia sinistra. Infatti. L'arbitro era il pallone allontanato. Ma comunque, grandissima vittoria. Ciao amici bellini, si può dire godo? Grazie mille, sì che si può dire. Ringrazio Emanuele, 56 mesi di membership, di community, proprio sera a tutti, scusate il ritardo, ma figurati, non sei mai in ritardo, sei semplicemente qui con noi sempre. L'intervista a Neres è un cartone animato, Neres è un personaggio senza precedenti, anche quando Højlund gli dice facciamo l'Arbatrus, c'è una faccia imperturbabile, Neres, vabbè, mettiti là, aspetta a me, facciamo l'arma. È un personaggione. Io spero veramente che sia solo affaticamento, perché si toccava un po' la coscia, ma non possiamo permetterci di non averlo, siamo veramente in pochi, siamo rimasti in pochi. Che è successo? Poi per me con la Roma è sempre una partita speciale, perché a mio nonno non stavano tanto simpatici. Quindi, vabbè, a parte questo, ben Napoli, grintosi, sempre sulle seconde palle, cattivi nei contrasti. E in più la cosa che mi sorprende di più è che sembra che giochiamo con questo modulo da anni. È vero. È incredibile, ci sono delle giocate automatiche che escono in un modo incredibile. La settimana scorsa ho detto che a me piaceva la botka nel centrocampo a due, invece stasera se l'è mangiato a Manu Koné, se l'è mangiato. Comunque continuiamo così e poi il signor Massa mi dirà quanti falli deve fare Mancini prima di prendere una munizione e mi dirà cosa serve il giallo su Ndicà all'88esimo. Ma serio? Assolutamente sì. E quello che dici sul modulo ci possiamo riaffacciare. Ora è chiaro che qualcuno è nuovo e quindi alcune cose alcuni meccanismi e sincronismi vanno rivisti, però è alla fine quello con cui Conte aveva cominciato l'anno scorso, ed era proprio questo, il 3-4-2-1 con esponenti e con interpreti diversi, perché avevamo Mazzocchi tutta fascia, avevamo Politano. Avete sentito un'altra cosa che Conte dice a Politano a un certo punto? Matteo, più dentro, perché Matteo di base preferisce stare anche lui largo, un po' come Fallang, ma se così lo stiamo giocando e vuoi essere asimmetrico anche per scompaginare un po' la loro linea difensiva, uno lo vai a prendere largo e uno sta più dentro che scambia. Politano deve capire, e Politano aveva cominciato facendo il 2-1 l'anno scorso, non funziona tanto. Di Lorenzo Braccetto non funzionava tantissimo. Peuchema, Braccetto sì, Buongiorno Braccetto sì, anche se era un peccato vedere Buongiorno non centrale, ma sta funzionando benissimo, perché Buongiorno, se ha la fisicità e la freschezza di seguire gli avversari, è anche quello più veloce, quello più elastico per andare a seguire anche i giocatori fino a centrocampo e ripartire, perché poi lo ha fatto anche Beuke, ma quando recuperi tu palla sull'avversario ti devi buttare dentro e lì crei quella superiorità numerica. Ma che bello, ma si può parlare di calcio? Sì, si può parlare di calcio. Sono arrivate anche le parole di Conte, speriamo che parli di calcio. Ah, e comunque io non capisco perché alla fine non eravate sereni, ragazzi. Io ho Svilar in porta in 2 fantacalci, cioè, dai. Anche io può essere che ho perso il Fantalab, perché Svilar me lo sono mantenuto, e fatemi vedere perché ero in vantaggio. No, sono ancora in vantaggio. Mi può rovinare tutto il Bologna, probabilmente. Con il Fantamessia sono in pareggio, però sono in vantaggio con le altre squadre. Li vediamo dopo i fantacalci, li vediamo dopo. Comunque sì, anche io. Buonasera amici bellini, buonasera amici bellini, buonasera Ne- Valerio. Partita molto tattica, una partita a scacchi, assolutamente. Primo tempo meraviglioso, veramente. Adesso ragionandoci a mente lucida, Roma mai pericolosa nel primo tempo, molte più occasioni noi con
quei due lì sull'esterno che si cercano, si trovano con qualità, con tecnica. Oggi Rasmus, partita da 7 in pagella, assist meraviglioso, fa un lavorone giù le mani da Højlund. Secondo tempo più in sofferenza, ma si sapeva, però grande vittoria. Erano troppo importanti questi 3 punti. Vero. Mi fa piacere se arrivano poi parole di conforto anche per Politano. Non prendiamo un Siri, Politano ha fatto il suo per i minuti che ha giocato, piuttosto mi sarei aspettato di più da Elmas in fase di possesso palla. Forza Napoli sempre, ancora tanti auguri di buon compleanno, grazie mille amico mio. Sì, ma infatti io non mi, lo sai che non mi voglio accanire, volevo semplicemente dare anche soddisfazione a quelli che avevano avuto una sensazione nell'ultima partita e io non l'avevo avuta, ed è la sensazione che ho avuto oggi, quindi volevo rispettare la reaction che poi vedrete domani, anche per così non vi sorprendete quando mi vedete reagire in maniera un pochino più forte di quanto sia dovuto. Poi, lo sapete benissimo, la reaction è una cosa, la live mi serve per anche riorganizzare le idee e poi andare all'analisi con tabula rasa, con tutte le mie idee si resettano, tutti i vostri commenti si aggiungono al mio ragionamento e si rivede senza guardare la palla, si rivede i movimenti, si vedono le cose fatte con molta calma per godere 2 volte oppure per farci una domanda in più su cosa si può migliorare. Quindi molto molto bene. Aggiungo una cosa velocissima, date più settimane di riposo a Conte. Maro, quanti vocali? Credo che lo ascolterai fra un'ora, allora a questo punto faccio una domanda. No, vedi, sto andando prima perché so che poi a diventano Guido, obsoleti. quindi se seguite ancora ma non in live, aspetto un pochettino e gli faccio una domanda anche abbastanza banale, secondo me, per chi almeno è della community. Questa è la classica partita spartiacque del Napoli, ma proprio sotto l'aspetto storico, perché ricordo che Guido in una live prese dei dati e delle statistiche dove andò a confermare che la partita spartiacque per eccellenza della storia del Napoli è proprio quella contro la Roma. E può essere questa la partita che potrebbe portare il Napoli a lottare fino alla fine per il campionato? Bella domanda, ce la segniamo e gliela giriamo poi a Guido, anzi me la scrivo proprio perché se non riesco a recuperare i locali. Partita spartiacque. Punto interrogativo. Spartiacque. Savic che ride alle risposte di Neres. Bello, c'è un clima sereno, mi fa piacere. Anche Amir ha fatto un partitone, senza dubbio, tutti i difensori mi sono piaciuti molto. Quanto cambia la testa quando c'è più fiducia. È vero che ogni tanto con Olivera che si fermava, no, ha dovuto rallentare. L'hai visto, l'hai notato sicuramente che a un certo punto Conte lo prende proprio idealmente Olivera e lo spinge in avanti. È proprio mi ha lasciato proprio il like là, cioè proprio quasi pesolo, lo spinge in avanti per fargli fare quella sovrapposizione. Ma quando sta provando di più la giocata raddoppio, li salto. He did it. Oriali che con un sorriso enorme abbraccia Conte a fine partita. Mamma mia. Nessuna fonte certa, non lo so di cosa state parlando. In questa formazione un De Bruyne lo vedresti meglio al posto di un Neres come falso esterno, quindi più vicino alla porta al posto di McTominay? È una bellissima domanda. McTominay sta facendo tutto un lavoro anche molto fisico lì da mediano vicino all'Oppo. Di istinto ti direi che lo vorrei più vicino alla punta per fargli fare un po' di rifinitura, per fargli provare qualche tiro. È un problema che ci dovremmo porre più in là. Può essere anche che il ritorno di De Bruyne si abbandoni questo modulo, anche se adesso ci stiamo affezionando perché stiamo vedendo delle belle cose. Però di istinto ti direi più avanti. Ci potrebbe anche sorprendere Conte, così come l'aveva visto più dietro, dare una mano allo Lobotka in fase di impostazione. Potresti tenere anche di più la palla, perché quello che non ci è riuscito nel secondo tempo e che abbiamo fatto molto bene nel primo è che abbiamo lanciato un po' di più, perché sei in affanno, perché non vuoi rischiare il fazzoletto quindi magari con un De Bruyne che si abbassa insieme al Lobo loro hanno più problemi, gli avversari hanno più problemi a bloccarti la fonte di gioco. Quindi come lo metti, secondo me De Bruyne fa il suo lavoro e ti può essere utile. È chiaro, lo vorrei vedere più vicino alla porta possibile,
perché sto guardando a ripetizione tutti quei suoi assist, quella sua leggerezza, in modo vede delle linee di passaggio che non esistono, ne abbiamo viste veramente pochissime. Daniele. Ciao Valerio, buonasera a tutti gli amici bellini. Io sono preoccupato da 3 cose. Una è l'ostinazione a fare sempre passaggi di prima intenzione e secondo me non abbiamo tutta questa qualità per farlo così spesso. Poi c'è Lucca, proprio fermo, e poi Politano che mi sembra stanco anche se gioca solo 10 minuti. Tu che ne pensi? Sì, però ti ripeto, la sensazione è quella che o Politano è stanco perché è andato oltre quelle che erano le sue possibilità fisiche, e adesso anche quando entra comunque è come se non fosse fresco, oppure è quell'altra cosa là. Io voglio sperare che non sia quell'altra cosa là, cioè che l'applicazione ci sia e che non gli riesca, non sia lucido mentalmente, perché altrimenti è un peccato. Ma Conte è un allenatore bollito. No, è da cambiare assolutamente. Non ha gioco. Ma i giocatori del Napoli sono bolliti. Fanno schifo. Lavali col fuoco. Da Roma si sentiva. Lavali col fuoco. Si sentiva lavali col fuoco. Scuole aperte a Napoli. Già ti fanno un bocchinometro. Continuate a prenderci per il culo. Siamo sempre lì. SSL. Chiede scusa a Conte intanto. Forza Napoli. Ciao io. Mi raccomando. Sempre positività. Un bacio Pino, non ti preoccupare che Conte ci segue e quindi così. Time wasting, sì, Fattore, l'avevo recuperato anche io, quindi potrebbe essere quello il problema. Ciao. Parole. Ciao Antonio, parto subito io con la domanda. Sì, ciao Ciro, buonasera a tutti. Allora, intanto ti voglio dire, per farti sorridere Antonio, che alla prossima sosta puoi stare una settimana a casa, nessuno dirà niente, perché da quella settimana è cambiato praticamente, sono cambiate tantissime cose. A parte gli scherzi, Antonio, ti faccio... No, ma in Inghilterra è una cosa usuale, al Chelsea, al Tottenham non la chiedevo neanche, me la davano di diritto, quindi l'avevo già fatto, e d'accordo comunque con il club, visto che ci sono 4 mesi in cui giochiamo sempre. Era una cosa d'accordo con il club e ripeto, una cosa che andrò in avanti e lo farò sempre, perché è uno staff molto bravo e quindi così come facevo in Inghilterra rimarrò a casa per una settimana, perché comunque la pressione, preparare la partita ogni 3 giorni è tanto, quindi dare anche una boccata d'ossigeno a me, alla mia famiglia e anche a chi rimane a Castelvolturno è una cosa positiva. Federica, mister, al di là anche di riposo che fa tanto, lo dicono tutti gli atleti, tanto quanto il lavoro, le chiedo, è più il cambio di modulo, in cui tutti i giocatori sembrano trovarsi a loro agio, è più quell'entusiasmo che lei dopo Bologna chiedeva di recuperare il gruppo, è più aver reinserito al 100% Neres a fare la differenza in questo momento in cui forse il Napoli ha sfoderato, mi dica lei, una delle la migliore prestazione di questo campionato? Guarda, sicuramente venire a Roma, parlo con autorità, con personalità come abbiamo fatto noi, difendendo, correndo in avanti non era semplice, anche perché la Roma comunque veniva da tantissimi ottimi risultati, era davanti a noi in classifica, un'ottima squadra. Sono contento, ho chiesto ai ragazzi una gara di personalità, di guardare l'avversario dritto negli occhi fin dall'inizio, l'hanno fatto e da questo punto di vista sono molto contento. Detto questo, viviamo sicuramente un momento di grande difficoltà comunque a livello di disponibilità di calciatori. È inutile girarci intorno e questa indisponibilità durerà ancora per un po'. E chiaramente non è che sono preoccupato, però spero che i calciatori che ci sono adesso non accada qualcosa, perché sennò andremo ancora di più in difficoltà. Certo, no, è intervenuto anche il versatile. Sai dove è accusato assai per Matteo? Abbiamo fatto un'uscita fantastica contro Piede invece della sua Rivera come un trenotino. Polità, io sul tiro sono andato in frego, però ho detto va bene, accetto il tiro, perché poco prima invece aveva provato un passaggio che gliel'ha data proprio gliel'ha ridata alla Roma senza riuscire ad allargare, eccetera eccetera. Se non riesci a calibrare il passaggio, accetto almeno che hai fatto un tiro in porta, per capire. Detto questo, ripeto, nelle defezioni anche per tanto tempo la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo dovuto cambiare sicuramente il sistema di gioco, siamo tornati all'inizio quando sono arrivato a Napoli, un 3-4-2-1, per una questione proprio anche Antonio, esci dalla chat e non mi fa parlare di quelle cose. Me lo dici prima, me lo dici in privato, dici, guarda, non dire questa cosa che adesso la devo dire io. Non dire il fatto che venivamo dal 3-4-2-1 a inizio dell'anno scorso.
La devo dire io, non l'anticipare perché pare brutto. Tanto, mandami un messaggio vocale, anche un messaggino. Di numero di calciatori di centrocampisti, perché in questo momento noi abbiamo un robot che era McTominay. E McTominay mi dicevano, ma è sacrificato, a parte che secondo me quello è il ruolo suo, è un centrocampista box to box, è bravo anche nell'interdizione e nella costruzione, però non potevamo fare in maniera diversa. Dietro loro due abbiamo Elmas che è un po' un jolly, che visto oggi è entrato al posto di Højlund, sì, per giocare praticamente da numero 10, però l'occorrenza deve giocare da centrocampista. E poi abbiamo anche Vergara, che è un ragazzo competente a vivaio, che dovrà giocare perché ho bisogno, nell'eventuale defezione di uno dei due centrocampisti, di avere un'opzione. In questo momento sicuramente abbiamo comunque delle difficoltà che non ci saranno per un bel po' di tempo, però il gruppo, Certo. cioè, i ragazzi stanno dimostrando che hanno entusiasmo, voglia, determinazione, quindi questo non dobbiamo mai smarrirlo, perché questo ci ha portato a fare qualcosa di incredibile l'anno scorso, vincere lo scudetto. Quest'anno noi vorremmo cercare quantomeno di provare a difenderlo, sperando che non accada qualcos'altro, che non ci siano operazioni o comunque infortuni di lungo corso. Sul vero Conte, che poi è questa la sua differenza, lei anche nelle situazioni di difficoltà poi alla fine riesce a trovare delle soluzioni geniali, proprio come sta facendo anche in questo momento, quindi anche un momento negativo riesce a trasformarlo poi in qualcosa di positivo. Le devo far vedere due cose: la prima, il tweet, anzi su X, si chiama tweet anche se è diventato X, sì, di Aurelio De Laurentiis, che scrive: grandi vittorie di un gruppo guidato da un vero condottiero. Ecco, l'ha definita condottiero, questo è quello che ha appena scritto Aurelio De Laurentiis, se si ritrova in questa Siete a me, quindi. Sì, sì. Come ridono e come si diverte. Gianni, prima il Cagliari, ti prego, perché poi se perdi col Cagliari, a seconda di come vai, ma se perdi a prescindere, poi vai con la Juventus con meno certezze, sarebbe bene dare continuità a questi risultati anche con la Coppa Italia. Ti prego, è importante non sottovalutare quella roba là. Sono veramente contento per i ragazzi, perché ribadisco, è un momento per noi comunque da elmetto. Guarda l'elmetto, ti guardi i video? Mantenerci No, vabbè, dai! con questo standard è qualcosa secondo me di incredibile. Dobbiamo sapere che comunque per un bel po' dovremo comunque fare di necessità virtù, però con questo spirito, con questo entusiasmo bisogna andare avanti tutti uniti, compatti, superando tutte le difficoltà. L'abbiamo dimostrato perché, ripeto, batte l'Atalanta è un'ottima squadra, forte. Abbiamo battuto il Karabakh, che è la sorpresa della Champions, e oggi venire da qui a Roma e vincere anche in una maniera comunque convincente, È stato fondamentale. Sì, fondamentale, perché comunque L'ultima cosa che volevo abbiamo dire mandato un messaggio a noi. Uno fa parlare. Abbiamo mandato un messaggio a noi, ecco, nel senso che se vogliamo possiamo, ecco. Di consapevolezza, esatto. Un'ultima cosa, visto che sarà un tema del nostro post partita, io sto chiedendo, abbiamo anche qui coach Pianigiani, uno dei coach più vincenti della storia del basket. Il mestiere dell'allenatore è il più, serve un aggettivo, puntini del mondo, per lei è il più? Una sola parola. Vabbè, innanzitutto sotto Pianigiani, perché andavo a vedere il suo Siena quando io allenavo in Siena, l'allenatore a Montepaschi, quindi mi piaceva veramente vedere la cattiveria, la fame che aveva quella squadra, che ha vinto praticamente tutto. Vedi che poi è gente che vive per lo sport, vedono anche, seguono gli altri sport, non solo, cioè. In Italia e finiva sempre Final Four della Coppa Campioni, quindi sono un estimatore del coach, quindi Pianigiani è veramente... andavo a vederlo quindi, quando ero allenatore del Siena, quindi complimenti. L'allenatore è il mestiere più del mondo. Una parola. Più... Onesta. Così, senza pensarci troppo. Guarda, più... Cacacazzo. Stressante. Verità. Ma io è difficile trovare un aggettivo. Sicuramente un amico non consiglio di fare allenatore, me lo dico proprio in maniera spassionata. Non consiglio a un amico. Un nemico sì, un nemico lo indirizzo. Quindi Sconsigliato. Sì, ma è più sconsigliato. sconsigliato. È più sconsigliato. Grazie. Comunque siete proprio poveri, cioè, nel senso siete... Cioè, questa è la partita dove si potrebbe andare poi nel profondo, ma è roba per altra gente, altre tipo di analisi con calma, perché si poteva parlare benissimo di tutti gli accoppiamenti, anche cose facili, e invece no, il tweet, l'aggettivo, come si dice, fatti le vacanze, siete proprio i poveri con la Y, siete i nuovi poveri, non tenete niente a rice, non sapete di cosa parlare, non vi piace il calcio, siete... Ora testa la Juventus, quindi, ecco, per esempio, se già mi dite Vergara e Ambrosino col Cagliari, sì, io voglio, chiedo e mi piacerebbe che Højlund non facesse un'altra partita col Cagliari, quindi però 1, 2 per reparto, ecco, per esempio ti giochi un Juan Jesus al 100%, lo stesso Marianucci ci può stare, però un altro, ecco,
dai continuità a Beugema per esempio, potrebbe essere un'idea. A centrocampo magari metti Vergara sotto punta, perché Conte ha detto più volte Vergara lo vede più sotto punta che non a centrocampo. Sicuramente Elmas. Ti puoi giocare un Politano, ti puoi giocare Politano come un titolare e te lo puoi giocare da una parte, così non sovraccarichi Neres, per esempio. Hai recuperato Spinazzola, non l'hai messo dentro, ecco, con Spinazzola dentro, ecco. Sì, se invece devo vedere proprio tutti, chi lo sono fornuto alla fine, voglio. Non ce n'è molti altri. Comunque, continuo a sostenere che l'infortunio di KDB era riportato in Napoli. Il calcio che sono allenatori che fatto intensità e verticalità. Molto male Gianluca Monti, molto male, molto male. Non è così. Uso le parole di Andrea Marinozzi. Bagianate. Potete studiarlo meglio il calcio. Credetemi. Molto male. E molto male anche Enzo che lo mette nei vocali per farmi sclerare dal vivo e farmi partire altri dissing che oramai mi sto pigliando. Io non riesco a farmi amici, non riesco a... l'avete notato, no? Che non mi chiamano più nemmeno nelle trasmissioni in TV, eccetera, eccetera, perché non mi possono sopportare. Va bene così. E va bene così. Se mi fai fare i dissing, e io sono il primo che leggo una cosa, leggo a pistocchia e gli do addosso, leggo a spazionave e gli do addosso. Non me ne frega niente, non me ne può fregare niente. Tore, di che stai parlando qua? Di cose, poi le vediamo perché devo... dispiacere, eccetera, eccetera. 2 minuti, Francesco. 2 minuti. La spiegazione, secondo me, è semplice. E tutti quanti comunque ci siamo resi conto un pochettino della difficoltà del momento a livello di indisponibilità di calciatori. Vabbè, sono le parole di Conte, quindi l'aveva già dette Fabio. Buonasera a tutti. Vabbè, io in genere non ne faccio di vocali, ne faccio pochissimi. Però tra tutte le particolarità tattiche che sono state sottolineate fino adesso, volevo evidenziare come la bromance tra Neres e Lang sia sempre più evidente ed intensa, soprattutto in campo, durante la partita. Stasera ancora di più si vedeva proprio che si cercavano a vicenda, cercavano proprio di collaborare e cercare di spingersi a vicenda ad ottenere il risultato. Buonasera a tutti. Anche di fare calcio, giocare a calcio, perché lo ricordiamo, non Neres che ha bisogno di un compagno anche tecnico per scambiarsi il pallone e fare delle giocate, giocare a calcio. Però nella bromance di Lang e Neres si sta inserendo Højlund, tenetelo d'occhio che Højlund vuole bene a Neres. C'era Neres in panchina che tra l'altro sì, si è toccato la coscia, ma ha preso una botta o gli sono saliti sulla mano perché hanno messo del ghiaccio sulla mano, prescindere da tutto. E c'era Højlund che se lo abbracciava. Højlund a Neres vuole bene, in qualche modo gli sta simpatico e si vogliono bene. E Højlund, essendo un nuovo che deve trovarsi le nuove amicizie, eccetera, eccetera, secondo me è uno di quelli che gli piace di più proprio come amico. C'entra poco e niente, magari, lo so, però è una considerazione che facevo tra me e me, pensando a come magari si abbassa Conte quando vuole difendere, e con Milinkovic-Savic in porta, quanti gol avrebbe fatto Osimhen in questa, diciamo, schema o concetto tattico, come lo vogliamo chiamare. Penso una quarantina di gol a campionato. Non so, magari dice perché stai pensando, no, immaginavo che tutti sti lanci che pure tu comunque dici appena detto, mi è venuto questo pensiero. E non lo so, perché Osimhen non era così bravo alle gare. Lo faceva sicuramente, però dipende. Osimhen era il terminale di un gioco che, avvolgendo gli avversari, poi si arrivava con i cross, oppure si arrivava con la profondità. Non lo so se Osimhen era adatto per fare questo lavoro, che sia con il 4-3, sia con il 3-2-4-2-1, alla fine vediamo Højlund comunque dover fare un lavoro spalle alla porta, che non è l'ideale per Osimhen. Quindi non lo so quanto avrebbe potuto funzionare. Granato, è bella sta cosa che è successa, perché dalla Reddit sta scritto guidato da un vero condottiere, e Conte ha detto ma ce l'aveva con me? Non con te stesso. È bellissimo pure questa cosa.
Esatto, Phoenix, è proprio quello che mi sta ritornando in mente ogni volta che vedo Neres partire. Quegli scambi così, bello. Purtroppo è così. Comunque, piccola parentesi, chiedo scusa a Fabio Versadile per il gol di Lautaro Martinez al 69esimo. Ah, qua utilizzo pubblico del settore privato, no, utilizzo privato del servizio pubblico, perché qua è roba di fantacalci, va bene, quindi possiamo ritornare. Abbiamo esaurito i vocali, ci rispostiamo di qua perché stavo chiuso nel gabbiotto tipo Gasperini e possiamo riprendere i vostri messaggi. Che ne pensi di un 4-3-1-2 con Lucca e Ambrosino dietro Elmas o Politano con movimenti ad allargare, magari anche Vergara con Elmas tra i due di centrocampo? Lucca e Ambrosino, sì, si può fare. Non cambierei però modulo adesso, perché il Napoli ha ritrovato delle certezze e se cambi la Giuffrida è bellissima. È bellissima, dico, adesso no, non devo commentare niente, così deve rimanere così. La Giuffrite è un po' di la sofferenza di Giuffrite che si soffre così. Quindi Nate Sloss fra non cambierei, perché visto che cambieremo molti interpreti, lascerei almeno il modulo quello che è, perché nel frattempo lo stanno studiando tutti, non solo quelli che sono titolari adesso, e quindi non mi inventerei niente di nuovo. Fare un discorso con adesso le due punte, con un trequartista senza le ali, certo potrebbe anche essere, se non utilizzo Lang e Neres, non so se ho dei giocatori che sono adatti a fare quel lavoro, però non mi inventerei niente di nuovo, perché sennò va a finire che potremmo far perdere delle certezze. Politano e Lucca che litigano a fine partita non l'ho visto, caro Marco, tu sai sempre che puoi darmi spunti video che io poi gelosamente custodisco, anche perché non li posso. Dammi modo. Vedi, qualcuno dice Lucca con chi ce l'aveva a fine partita, quindi vuol dire che può essere questa roba qua. Non ho visto, perché poi con il nuovo sistema per farvi vedere il timer nella reaction e tutto devo staccare, non posso prendere le immagini del post partita immediato. De Bruyne campione, e se, speriamo bene, dovessimo andare avanti in Champions farà la differenza, ma il fatto che ne abbiamo dovuto fare a meno ci ha dato la possibilità di scoprire nuovi modi di giocare. Come sempre, Mariano, nel senso che si infortuni Ademme, scopri Lobotka e tutta una serie di cose, scopri Mertens perché Gabbiadini non funziona e erano finite le punte, quindi sono storie calcistiche che capitano sempre. E quindi bisogna essere bravi quando ti vengono meno dei punti fermi, dei punti di forza su cui avevi puntato molto, a trovare una soluzione. Non si può dire del fantacalcio che se ti viene a mancare De Bruyne e hai speso un sacco di soldi, il fantacalcio soffre, perché non puoi inventarti niente, a meno che non esce un nuovo giocatore che nessuno si aspettava e te lo ritrovi. Forza Napoli sempre, comunque penso che semplicemente Politano in questo modo lo faccia più fatica. Ma dipende dove lo metti, cioè io sono d'accordo, nel senso che se deve fare quel lavoro più interno, sì, forse non gli viene naturale. Però stiamo parlando di poca roba, cioè di pochi metri, voglio dire. Oltretutto entra in un momento in cui più che creare era stato chiamato a fare densità e a dare una mano anche in difesa. Sì, poi una transizione ti deve riuscire, non è che chiedendo delle cose proprio impossibili. Però sicuramente sì, nelle sue corde sta nel toccare la linea, e quindi un po' più interno uno come Neres sta più a suo agio rispetto a Politano. Intervento di Svilar su Lang nel primo tempo, fammi ricordare. Lang cross Svilar, ce l'ho. Là l'aveva sfiorata Mancini, poteva anche andare in porta quel pallone là, non c'era nessuno in mezzo, però mi pare che fosse addirittura c'era qualcuno che era saltato con Mancini che non è riuscito a prenderla e poi
la mini deviazione di Mancini e poi Svilar ha avuto questo istinto. Troppo stanchi negli ultimi 20 minuti, attaccavamo poco l'area di rigore, poco cattivi e vogliosi, Politano troppo egoista. Lucca deve capire che ancora che tutti i palloni sono importanti. Pio Esposito lo ha capito. Scusate, ma Sule ha giocato stasera? Annullato. Comunque grande Oliveira, partitone. Sì, buongiorno su Sule, ha fatto la sua partita. E Oliveira con molta garra. L'uscita dall'area di Svilar che travolge... Ah, sì. Sì, là però è... cioè, Lang tocca il pallone. Secondo me Lang sfiora il pallone, ma il fallo è di Lang. Io credo che Svilar lo tocca il pallone in qualche modo riesce a toccarlo. Se non lo tocca sono con voi, però non mi sembrava nemmeno fallo su Lang, onestamente. Anzi, lì io a Svilar ho fatto i complimenti in reaction, perché invece di buttarsi a terra, rotolare e chiedere di fermare il gioco, ha continuato sul dolore, perché il dolore l'ha sentito, perché la gamba di Lang finisce tra le gambe di Svilar. Højlund poi prova quella specie di pallonetto, Svilar la para e poi si va ad accasciare. Lì ho apprezzato Svilar e ci tengo a essere molto, molto anche generoso con gli avversari che non simulano, perché dobbiamo cambiare, dobbiamo spingere un movimento intero e non possiamo farlo solo con i nostri giocatori. Se vediamo un avversario che invece di mettersi le mani in faccia, invece di simulare di avere un dolore lancinante, continua a giocare a pallone, lo dobbiamo sottolineare. Se lo facciamo tutti, abbiamo una minima speranza di cambiare la mentalità di questi giocatori. Si prendono un complimento in più sui social e li chiamiamo dei veri guerrieri, quando non ci sarebbe niente, non ce n'è guerrieri. Il minimo che devi fare nel tuo mestiere, che prendi i soldi che prendi. Chiamiamoli grandi guerrieri che non si arrendono mai e che sono mai domi e che sono più forti gli atleti. Così. Per esempio, ho fatto una mezza richiamata d'orecchia a Beuk, ma che prende una mano qua eppure si tocca in faccia. Non mi piace. Non mi è piaciuto e va bene così. Tutto regolare tra Lang e Svilar. Comunque anche lo staff di Gasperini segue il suo mantra. Manda le telecamere a fa culo mentre si lamenta per... Tutto bene. Lang tocca il pallone, non può mai essere fallo suo, ma non direi nemmeno fallo di Svilar, perché è una dinamica di gioco normale. E ci siamo. Politano fa difficoltà, non saprei. Col Karabakh ha fatto bene. Se oggi avesse segnato avremmo parlato di un attaccante che fa l'attaccante, cosa per cui viene criticato Politano. Un attaccante che fa l'attaccante. Sì, ma ci sono tutta una serie di altre cose che deve fare, non solo quello. Poi, ecco, fai bene a sottolineare che quello su cui poi viene meno sono proprio i numeri in termini di quanti assist ti porta, di quanti gol ti porta, perché è un giocatore che gioca là, all'esterno d'attacco, in qualche modo, specialmente se la prima punta è chiamata a fare un lavoro di raccordo e di regia, i gol devono arrivare da qualche altra parte. Con quell'altro modulo arrivavano più dalle mezze ali, con questo modulo arrivano più gol dai due sottopunta, quindi sempre per vie centrali. Gli esterni comunque segnano che devono segnare adesso, in questo modulo segnano gli esterni. Anche Politano deve portare un pochino più di numeri. Mancano 30 like e arriviamo a 500. Ma come 500? Siamo 600. Il Napoli ha battuto la Roma in trasferta. Siamo 666, il numero del diavolo. Sali, Merlino. Non c'erano molti like preventivi perché ho messo tardi la live. Sali. Io me la godo. No. Allora, per fortuna Manna è stato più chiaro ancora, perché gli fanno la domanda la partita scorsa: Insigne, che ne pensi Insigne? E Manna ha detto: noi abbiamo parlato, Insigne è un grande giocatore, ne abbiamo anche parlato in estate, ma non ci siamo, abbiamo fatto altre scelte, va bene, sì, e poi gli imboccano di dover dire che lui è un grande, poi si vedrà, eccetera eccetera, così. Oggi l'ha ripetuto un'altra volta: grandissimo giocatore, un eroe di Napoli, tutte le cose belle che si possono dire per Insigne.
lì siamo coperti, in questa zona del campo siamo coperti e dobbiamo fare altro. Non perché non ci potrebbe essere spazio per Insigne, perché Insigne, poi non lo so se lui viene e accetta un ruolo di comprimario come fa Elmas, non lo so se nelle sue corde farlo, ma dovrebbe fare quello che va a sostituire Lang, per esempio, in una partita del genere, e Insigne lo faceva, tutto quel lavoro anche di ripiego, eccetera, eccetera. Ma non è lì. Il Napoli è obbligato a fare del lavoro a centrocampo, perché ti sei perso De Bruyne e ti sei perso Anguissa per più tempo di quanto non l'avresti perso per una Coppa d'Africa. Di conseguenza io mi rendo conto che Insigne non ti occupa posti in lista, perché essendo vivaio lo potresti tesserare tranquillamente, ma non è questo che ci serve in questo momento. E nonostante potrebbe essere utile per una questione di lista, vedete, io mi sposto tatticamente, perché Guido, ritorno di Insigne. Capitolo primo. Adorava New York. Per lui era la metafora della decadenza della cultura contemporanea, la stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade. Stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni in una... non sarà troppo predicatorio. Insomma, guardiamoci in faccia, io questo libro lo devo vendere. Insomma, capitolo primo. Adorava New York, anche se per lui era la metafora della decadenza della cultura contemporanea. Come era difficile resistere a una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, dalla televisione, dal crimine, dall'immondizia. No, troppo arrabbiato, non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava, dietro i suoi occhiali della montatura nera, agguattato, pronta al balzo alla potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata. Tanti auguri, Woody Allen. Vittoria importantissima, viene il saluto, viene accompagnato da questo supporto. Grazie Guido per questa introduzione. Beh, sono 90 anni di un genio del Novecento, non è che li possiamo trascurare, anche se per tanti anni il suo compleanno era indicato come 1° dicembre, ed è parzialmente l'incipit di Manhattan. Vittoria importantissima, vediamo quello che volete sapere. Sì. Mamma mia, allora ti riporto subito una delle domande che faceva Francesco tra i vocali. È una partita spartiacque, perché spesso con la Roma lo è stato? No. Lo sarà se vinci con la Juve. È troppo corta la classifica, il Napoli quest'anno è costantemente a rincorrere una situazione di difficoltà, di crisi, di emergenza, serve più continuità. Alcune squadre hanno già finito tutti gli scontri diretti, come il Milan. Nelle prossime partite il Milan non ha più scontri diretti, il Napoli deve ancora affrontare la Juve e la Lazio. Chiaramente è più per la Roma, che dimostra che gli manca ancora qualcosa per aspirare allo scudetto. Per noi ci rimette in corsa, perché la classifica è cortissima, perché mostra che ci sono dei pregi questa squadra. Il primo tempo il Napoli ha totalmente spiazzato la Roma, che sta giocando un gran calcio, invece gli ha tolto campo, gli ha tolto idee, gli ha tolto coraggio. Probabilmente non se l'aspettava un Napoli con una personalità, una sicurezza, una consapevolezza dei propri mezzi, pur con le solite sbavature che sappiamo, perché un po' di qualità in più davanti servirebbe, nel senso anche più attenzione nell'ultimo passaggio. Però il primo tempo tu hai visto una squadra che è venuta a Roma con la consapevolezza che può vincere e poteva anche con un'attenzione in più fare un secondo gol, non che ha prodotto un calcio spettacolare, però secondo tempo ha mostrato quei difetti, che arretra troppo, incomincia a non fare 2 passaggi in croce, e lì dobbiamo capire, e non può essere un fatto di stanchezza, perché è iniziato abbastanza presto, nonostante la Roma non ha fatto questa partita di cattiveria, di aggressività. Secondo me è stata veramente spiazzata, si aspettava un Napoli che poteva aggredire un suo boccone, e quindi gli toglie la testa della classifica. Sono 4 sconfitte per la Roma, che perde, che sta facendo un grandissimo campionato, sia chiaro,
però per vincere il campionato è come la stessa la cosa dell'Inter, no? No, l'Inter l'anno scorso è più forte, più forte, più forte, e però non sei una squadra vincente. Quindi per noi ci rimettiamo in carreggiata, adesso serve una vittoria per tante ragioni con la Juve, perché sarebbe molto problematico, dato chi la lega alla Juve, tutto quello che comporterebbe, sarebbe psicologicamente, ci toglierebbe dopo energie, perché comunque devi, come noi siamo andati in difficoltà e anche mediatica, sai, oggi se la Roma ci batte, scava un bel solco tra loro e noi, no? Certo. Poi, no, ma idem succederebbe con Spalletti, perché Spalletti sta a metà, sta viaggiando, perché queste ultime 2 partite le ha vinte, però ci sono molte perplessità ancora sul gioco della Juve. Però come io fui preoccupato, poi non arrabbiato, ci si arrabbia per cose molto più importanti e gravi nella vita, per la sconfitta col Milan, perché ho detto noi questa partita darà la consapevolezza ad Allegri e soprattutto ai giocatori, più che Allegri non aveva bisogno di quello. L'hanno reso ancora più credibile, insomma. Esattamente, ho detto noi possiamo, anche perché sei campione d'Italia, addirittura in 10, e sta facendo il suo campionato, pure se il Milan ha delle sbavature. Il problema è che siamo veramente corti, cioè ragazzi, noi stiamo andando avanti sempre senza 7 giocatori e neanche, a parte Gilmour, diciamo panchinari, stiamo tirando la corda da tanto tempo, che significa di nuovo che non puoi fare rotazioni, non puoi fare grandi cambi tattici durante la partita, però ci sono degli elementi importanti. L'altra volta mi chiedeste, Guido, che cosa, e sono contento della domanda che mi fu fatta, che cosa può servirci? Io che vi dissi, guardate, servirà la prestazione e l'intesa di Højlund con le nostre, chiamiamoli ali. Oggi è stato proprio questo, cioè lui è riuscito a aprire gli spazi, smistare i palloni anche di testa, gli appoggi eccetera, e ha creato molti problemi alla retroguardia della Roma, nonostante comunque singolarmente non puoi dire che i difensori della Roma hanno fatto una brutta partita, ma vedete come sta crescendo un po' ed è ancora all'inizio, intanto perché il ragazzo ha 22 anni, secondo perché sta imparando a gestire la rabbia, primo tempo con le buone, con le cattive, hanno difeso su di lui, perché praticamente gli prendevano un braccio sistematicamente, se lo bloccavano, se lo trattenevano, e alla fine ha finito la partita senza ammonizione il difensore demandato a difendere quindi certe cose stanno migliorando. L'ha presa su Lucca, sì, poi io dico su Højlund, certo. È ovvio, poi sì, però ormai la partita è finita, è chiaro. Hai visto Al Pacino Kroll si chiama questo utente? Al Pacino Kroll, proprio il bellissimo, è l'unione di questi 2 canali praticamente. Sa un genio della recitazione, un genio del calcio, quindi ragazzi, non è che le professionalità in qualunque settore, no? E quindi oggi non voglio fare pipponi come l'altra volta, per quanto in settimana sono successe cose, quando dice mamma mia, ma Guido che va, la sfera di cristallo, si pagano, cioè qua abbiamo bollato di nuovo un Cristiano che ha i suoi pregi, i suoi difetti, pure lui può avere delle lacune, può migliorare, ma bollato come l'ultimo degli imbecilli, Conte out, cioè 40 anni di carriera nel calcio. Non credo che De Laurentiis, che non scuce un euro manco che gli darebbe tutti questi soldi se non avesse delle qualità anche umane, oltre che caratteriali e tattiche superiori a un allenatore medio. Questo non significa che io sono innamorato, risultatista, però ragazzi, le professionalità si pagano, poi andiamo avanti a luoghi comuni, conta solo la maglia, e quindi Luka Doncic è uguale all'ultimo panchinario dei Dallas, che infatti già sono in fondo alla classifica della West Coast. Non funziona proprio così. Però voglio lasciare spazio, domande, osservazioni. Sì, no, vabbè, hai praticamente già risposto a Daniele che dice Conte è un vincente, ha dato una nuova sterzata praticamente alla stagione, oltre che al gruppo. Beh sì, perché la stagione sarà difficile, lui ce l'ha detto, no? Non ci esaltiamo, però noi diamo poco peso alle parole, che sono infarcite di falsi fatti e luoghi comuni,
Però poi uno non sta a pensare il peso specifico di una parola, no, essere un vincente, tanto capolavoro, visionario, così uno lo dice, però quando uno lo è veramente significa tante cose, no? È difficile, a meno che tu non fai veramente il campionato che potrebbe fare quest'anno, non so, forse il Bayern Monaco, come diceva Andrea Agnelli, asfaltiamo, che durante la stagione è lo stesso Bayern Monaco, l'anno scorso ha vinto, ha attraversato momenti difficili, infortuni, tra l'altro concisi proprio con le partite in Coppa con l'Inter, per dire, quindi è difficile che l'arco di una stagione... Tra l'altro lo diceva uno dei più vincenti in assoluto, che è Ancelotti, e lui dice proprio il momento che arriverà, cioè senza nemmeno darlo come ipotesi, arriva un momento nella stagione dove tu avrai una flessione e devi gestire quello. Cioè Ancelotti ha sempre detto proprio chiaramente nelle sue interviste, arriva ogni stagione, in ogni squadra che ho allenato, arriva quel momento là. Ah sì, ma leggi questa... Ci sono due cose, non so quale delle due. Allora, adesso recupero perché quello stava andando mentre parlavo. Nel frattempo sto recuperando tutti i vostri messaggi. Ragazzi, me li sto segnando così Guido può rispondere più a tutti. Siete d'accordo? Giancarlo ti chiede che sembra positivo che nel post gara non si sia ancora parlato della Juve incipiente. Gentile Guido, tu sei il primo a parlarne. Sì, perché io, insomma, la partita con la Roma è archiviata, quella, che adesso non analizziamo per la gioia, per parlare di calcio, eccetera, ma quello che io vi dicevo, attenzione, per me non è... Questa è un'opinione che vale 0, manco 0, non è fatto statistico. Io a volte ho delle sensazioni. È vero che ci sono successi degli anni che la partita con la Roma è concisa, secondo me, detto questa, ci fa capire che abbiamo qualcosa in più che può significare, lottiamo per lo scudetto. Il resto prudente, chiaramente è importantissima perché noi con l'Atalanta e oggi ci potevano dare il colpo di grazia e non è successo. Tra l'altro la cosa che mi è piaciuta oggi, nonostante un secondo tempo in colore eccetera, però in colore, ma la squadra ha giocato di squadra, sempre un male, cioè di nuovo abbiamo ritrovato quella voglia di chiudere gli spazi, di accorciare, di lottare sui palloni, di non mandarsi a quel paese, di godere anche di un fallo laterale, anche se a volte non viene ingradato, quello di Lorenzo, o gli dai fallo o è fallo laterale perché poi la ributta sul sticco. Là era fallo. Sì, no, per dire, poi fai una cosa che non è né l'una né l'altra, e questo è importante perché noi col Bologna no, è mancata proprio la squadra, perché puoi anche perdere che una volta un avversario veramente fa una partita sontuosa e tu hai dato il massimo ma in quel momento sei meno bravo, no, lì proprio non c'era, e quindi questo no. Però io resto prudente perché tra l'altro non solo la classifica è corta, ripeto, e la Juve non è che sono il primo a parlare, allenata da Spalletti, la ferita dell'Est tua colpa e di Sarri che poi parlò qual è la differenza tra oggi, sono 90 milioni e ci mettemmo un po' perché poi tra l'altro Sarri perdeva e seguiva un pareggio, una sconfitta, non si ripartiva, capitolo accantonato. Quindi io dico che quella con la Juve, ma non perché la Juve, non la madre di tutte le partite, non perché batte la Juve hai risolto la stagione, per tutte le dinamiche, come si sono letti Laurentiis, la narrazione, il nostro percorso che abbiamo avuto delle difficoltà, c'è stata la vittoria subito dopo una difficoltà, ma ce ne sono stati due, voglio diciamo una continuità e poi psicologicamente per una volta siamo noi che mettiamo invece in difficoltà gli altri invece che... È una distinzione importantissima che hai fatto, non è la vincere... è una sfumatura diversa. Assolutamente. All'epoca era vincere con la Juve e poi chi se ne frega che facciamo il resto del campionato, invece questa è propedeutica per il resto del campionato. Il versatile in questi giorni Guido... Ah sì, bravi. Sì. Io lo volevo lasciare sospeso, però... vabbè. Non avevo anticipato che sarò itinerante. Ha spoilerato. Non spoilerate Stranger Things che la gente si piglia collera.
Guido, a proposito di mercato, bisognerà analizzare anche la questione del costo del lavoro allargato come nuovo criterio di liquidità e possibilità di acquistare. Se ne sta parlando parecchio, Guido, sui social in questi giorni, con qualcuno che ha detto non c'è problema, il Napoli non dovrebbe avere problemi, e altri che hanno paragonato questa situazione più o meno a quello che è successo alla Lazio, che si potrebbe ripetere a gennaio per alcune squadre che non potrebbero poi operare sul mercato così. Io scommetto che la tua risposta è comunque il Napoli a gennaio non compra, storicamente vendiamo invece di comprare. Ne sai di più? Sai se ci rientriamo con i numeri oppure no? Stiamo provando a fare dei calcoli con la setta dei poeti oscuri, per quanto noi... posso dirti una cosa, oggi insomma voglio essere... non ci riuscirò mai rapido e indolore. Dovete considerare che in realtà poi uno dovrebbe prendersela, no? È una cosa anche scortese dire, più con determinate persone che con noi, no? Perché noi operiamo con notizie che leggiamo in perfetta serenità e buona fede, nel senso che io non ho amici procuratori, non ho amicizie quindi non hai dei canali segreti, preferenziali che ti possono permettere, anche in maniera del tutto legittima, fa parte del mestiere di arrivare ogni volta o qualche volta prima degli altri. Quindi è abbastanza triste che sia io arrivare prima degli altri, perché noi siamo passati dai sigari a questa preoccupazione e non può essere così. Quando io dicevo ragazzi, guarda, si vende perché, ma non perché Napoli è truffaldino, non hai conti a posto, eccetera. Sembra sempre, e io faccio sempre questo esempio del famoso grande Mazzin, Venus Alpha, che spara questi missili all'infinito e invece finiscono i missili, eccetera. Quindi noi lo stiamo monitorando. Il problema sarà, oltre che quello, la qualità, la tempestività, è che comunque a noi è stato smontato tutto il centrocampo, cioè ne mancano 3 al centrocampo, di lungo corso tra l'altro, non saranno infortuni brevi, quelli uno di blu. Quindi dateci un altro di tempo, per quanto noi non sappiamo, però un giorno lo capiremo qual è secondo me questo famoso algoritmo, chiamatelo come volete, coefficiente di equilibrio di bilancio di Chiavelli. Quindi noi siamo passati fino a una settimana fa ai sigari, adesso questa grande preoccupazione. Pensate un po', io non vi avevo detto né l'una né l'altra e ho detto guardate che il Napoli ha un bilancio sano ma anche piccolo e in più dipende dai risultati sportivi. Infatti quando si fanno certi discorsi ci siamo un po' sotto la zappa sui piedi, perché quanto pesa andare in senso positivo o non andare in Champions per il Napoli, quindi insomma se potete avere un attimo di pazienza, insomma qualche settimana, giusto per non fare, poi se volete vi possiamo dire tutte le cretinate che ma qui arriverà Messi che vince la Lega, è andato in finale il Miami. Lo spingono anche un po'. Io non ho sentito Enrico, ci sono stati. ma ecco, ma non ho dubbi, cioè nel senso ci sono poche cose su cui abbiamo certezze. Non ho certezza di che mercato faremo a gennaio, di questa cosa qua ho la certezza assoluta che ci sarebbe stata ed è un fatto molto negativo, me lo dico da solo, non è neanche assuefazione e neanche il fatto di arrendevolezza, ma che sarebbe lo stesso grave, ma una sorta di consapevolezza che temo che morirò con un certo tipo di società, eccetera. Questo non fa sì che dicevo arrendevolezza, che io contribuisca in alcun modo, anzi, diciamo, l'oasi che mi sono creato attorno a me è sempre un'oasi di bellezza, di confronto, poi tra l'altro fatto di arte in molti modi, però non ci credo più che si possa cambiare le cose, perché poi su certe cose è proprio difficile, no? Dirti andare su Marte in un tempo congruo che non invecchi tutta la vita, insomma, o il famoso motore a curvatura di Star Trek, è un po' difficile. Combattere forme anche abbastanza facili e meschine e stupide di razzismo, veramente servirebbe dei mesi seri, diciamo dopo un anno già dovresti raccogliere dei frutti seri. Se sono arrivato oltre 50 anni e la situazione è peggiorata, significa che poi in realtà non c'è mai stata una volontà seria
di fallo, se ci si trincera dietro frasi fatte, quindi io proprio per stanchezza ho detto un argomento, non mi va proprio non mi conto di affrontarlo, perché ti rendi conto, quando superi i 50 anni, ti rendi conto e dici, vabbè, quanto posso ancora vivere, no? E quanti secondi devo dedicare a questo argomento, sapendo che, a parte la mia persona, che non contribuisce a peggiorare le cose, ho detto non possiamo fare niente, perché e allora ho detto vabbè, ditelo, non mi dà manco più fastidio, cioè non è un argomento che mi, questo volendo è grave, l'ho detto, che nel senso mi dispone, mi deprime, non voglio manco fare, non so, come un grandissimo Maurizio De Giovanni che prova a convincerti delle bellezze di Napoli, di Napoli, ciao. Emiliano ti riporta sul campo. Che bella partita Maschi e Matuba abbiamo fatto. Gialli quando servivano ed entrate sempre toste. Il capitano su tutti, difensori duri e precisi, Beuke un po' meno. Su richiesta di Conte sembrava. Molto meglio anche di Lorenzo qui. Probabilmente con questa posizione di campo più diversa riesce a tamponare, proprio da sé, anche la condizione la sta ritrovando sul fatto di Maschi, però i falli del Napoli sono stati falli di gioco mai cattivi o antisportivi. Ci sta che un avversario ti può anticipare, che sono secondi, dobbiamo dire che, a parte un giocatore della Roma, insolitamente una partita corretta, non si sono accesi gli amici. Poi il calcio è uno sport di contatti, è una rivalità storica molto forte, peggiorata purtroppo per i noti e tristissimi episodi di cronaca all'epoca dell'assassinio di Ciro Esposi, mai sanati per colpa di alcune frangenti della tifoseria della Roma. Quindi io sono molto soddisfatto da questo punto di vista, nel senso che non particolarmente spettacolare, sia chiaro, però non ho visto una partita scorretta. Vedemmo anche dei derby della Roma, insomma, tra Ferugli, anche di Coppa Italia, quindi ci sta. In primo tempo mancano 2 gialli per la Roma, manca anche un giallo che era Rachmani, dico bene, vale. Però sostanzialmente arbitraggio molto modesto, perché mancano 2 gialli clamorosi alla Roma, manca quello lì, e mi sembra che a un certo punto un giallo sia una sorta di compensazione. A me, quando gli arbitri cominciano a fare così, però non è un arbitraggio di nuovo che ha influito nell'uno o nell'altro. Quegli episodi, quei rigori creati alla Roma si sono visti da tutti i replay, no, diciamo, va bene così, non nel senso risulta triste. Gasperini spesso ti ha fatto giocare malissimo, no? Come squadra, lo sappiamo, e Conte oggi ha accettato la sfida uomo più uomo, e questo è un messaggio psicologico molto forte per dire ok, tu non te l'aspetti che noi l'accettiamo, ma io sono convinto che i miei giocatori sono più forti sia a livello tattico che a livello singolo, quindi vinceranno più duelli rispetto a quelli che perderanno. E di questo secondo me è stato spiazzato Gasperini. E ricordiamoci che, a parte qualche volta, spesso e volentieri il Napoli con le partite di Gasperini aveva difficoltà, al di là del risultato, intendo, no? Perché poi casomai si sbloccava gli ultimi minuti, riusciva... No, è proprio quello che hai detto, cioè ti fa giocare male. Tutte le volte che tu venivi con la voglia di giocare, invece nel primo tempo il Napoli usciva anche con personalità, tenevamo noi il pallone, veramente, veramente bene. Guido, secondo lei quante sono le possibilità che Conte resti almeno 4 anni, almeno per eguagliare le annate di Mazzarri? Guarda, io l'ho detto l'altra volta, e quindi se ve lo siete persi, ho fatto un'argomentazione forse anche lunga, oggi devo essere più breve ogni cosa, così do più spazio a voi. Secondo me questo è un allenatore che a Napoli potrebbe aprire una legacy, per fare un omaggio a Valerio, usiamo tutte e 2 le lingue, ma temo che sia l'ultimo anno, e sarebbe un peccato. Oggi l'ho rivisto lui, lo sto rivedendo lui, e io non sono un contiano, così tranquillizzo i mangiatori di merendine scadute. E sarebbe veramente un peccato, perché questo è un anno di transizione dove quei 2, Conte e Allegri, se stanno là in alto a marzo, i problemi sono dell'Inter e della Juve, nel senso, quindi l'importante è andare nelle prime 4. Vedete che se domani il Bologna vince avremo 5 squadre in un punto, quindi cortissima la classifica,
la questione che le ultime squadre, ormai non la ripeto proprio più, perché anche lì se sono 20 anni che è sempre peggio, non è che una partita, se un Pisa oggi per caso batte l'Inter e non l'ha battuta, si cambia questo universo così distante di forze in campo tra le altre 13 sempre più basse e 4-5 sorelle di cui 3 hanno diritto di sangue, quindi è tosta quest'anno, però sarebbe un peccato perché sarebbe un allenatore, non me lo paragonate a Mazzarri, è un discorso proprio diverso, perché ti tiene sul pezzo, perché io lo vedo sempre più un anno di costruzione questo qua, nel senso più nobile del tempo, anche per lui, no? Chiaro starà incavolato come una bestia, non solo per alcune sconfitte, ma proprio per tutti questi infortuni, sono troppi, però per lui questa sta diventando una palestra, in caso mai lui aveva un certo tipo di convinzione di come doveva giocare il Napoli, l'impostazione, le rotazioni, e gli è andata totalmente a farsi benedire per le ragioni che è inutile ripetere, e quindi è costretto a studiare nuove soluzioni, che non accontenteranno dei palati fini, perché vorrebbero il calcio champagne ogni secondo della loro vita, ma lo sport, cioè i miei amati Lakers quest'anno non vinceranno il titolo, ma stanno giocando benissimo, allora come lo dobbiamo mettere? Cioè il basket no, non è ancora paragonabile allo Showtime, però è veramente piacevole, le vedi con grande gusto le partite, ma non vinceremo perché lo sport è complesso. Senti, voglio rispondere a Sasà. Dici, io vorrei che Guido utilizzasse il suo tempo magari non guardandosi anche le partite del Cagliari. Comunque, hai visto Palestra che partita ha fatto? Tanto forte, chiede a Guido che ne pensa. Quindi non chieda a Guido. Ci sto pensando di andare, l'avevo chiesto anche a Fabio. Poi dipende, perché poi mio fratello è impegnatissimo, quindi capace che anche io ho serata martedì a Napoli. E quindi ormai sono stato spoilerato. Tu vuoi andare? No, io dicevo alle 18 no. Per dire, e volevo anche invitare Fabio, ma Fabio mi ha detto che non può venire alle 18 a vedere il Napoli. Belle, cioè, è un gran bel giocatore. È un gran bel giocatore. 2005 sì, porta avanti il pallone con l'altro piede. Io quando vidi veramente poco e intuì che aveva una gamba, una personalità. Questo è uno di quelli che è diventato anche per i fantacalcistici l'hanno protetti, lo metti anche quando gioca contro le grandi squadre, perché fa la partita contro la Juve, fa la partita contro le... Allora i giocatori quando hanno talento, la cosa importante è proteggerli caratterialmente per tutto quello che è l'ambiente, perché tu massimo rispetto, per dire aronica, poi delle partite per la grinta, per la cosa, riesci a tamponare lacune rispetto, cioè aronica non era né Maldini né Baresi, no? Per dire, vogliamo bene a tutte le persone che hanno, io lo dico sempre, indossato con onore la maglia azzurra, senza distinzione di razza, sesso, religione, articolo, no, a parte le battute, non è... però un giocatore che ha già una classe più, vedi Hamsik, poi a 19 anni era già Hamsik, poi è anche migliorato, però questi giocatori vanno protetti, però già vedi che rispetto a una massa, una media, già si stagliano un po' più, ed è anche bello proporre volti nuovi, quindi sono d'accordo, ottima segnalazione. Poi uno che si chiama Palestra, non si chiama Rachitico, Bologna, Como, Milan e Inter sono le vere avversarie. Roma meno forte delle 4. Che ne pensi? No, Roma è forte e oggi la vittoria è pesantissima. Non è che mi vedete, mi sono prudente, sereno, calmo, anche perché non vi ho venduto né fumo né sigari in questi lunghi mesi, ma è forte. Secondo me gli manca qualcosa per poter ambire allo scudetto, eccetera. Però è oggi una partita in chiave Champions per il Napoli fondamentale. Se oggi perdeva era veramente dura la corsa in Champions, quindi, però lo scudetto se lo giocheranno Inter e Milan, noi dobbiamo fare il nostro percorso, non ci illudiamo. Secondo me gli abbiamo esposto ancora una volta quello che era un problema di cui loro parlano dall'inizio della stagione, cioè sono un po' spuntati. Cioè Dobbik non se avesse Cavani sarebbe esatto.
Esattamente, ma Anche loro basterebbe ormai hanno anche tutti sti qualcosa figli. meno di Cavani, cioè Eh, un io centravanti serio. sono molto legato a Cavani perché non era forte come Careca, ma aveva una fame, sembra che fame calcisticamente parlando, poi a parte un fisico d'acciaio, quindi avessero una punta di quel genere, che pure sbagliava i suoi gol, però ne faceva tanti. Domanda, Conte poteva pensare a questo modulo già dall'inizio E stagione? credo che ho risposto, secondo me lui aveva un'altra idea e alla fine uno deve essere sereno nell'analisi delle cose, ragazzi, invece purtroppo è solo sclerotico, basti pensare che uno fa uno starnuto out, licenziamolo, subito, subito, tu dal tuo divano. E uno ci dice, ma ciascuno di noi, no, non è Dio. Cioè anche Maradona, no, ha sbagliato il rigore, si dice, quindi senza nessuno è perfetto, no? Quindi lui, e secondo me queste annate a Napoli, e io spero, ripeto, non perché sono contiano, ma tifoso della mia squadra, che rimanga a lungo perché significa tante cose buone. Innanzitutto costringe la società a fare anche piccoli passi in avanti per crescita come organigramma, cose, cioè. Significa se rimane, e già significa se rimane, significa che non stai andando male, perché di solito tu esoneri gli allenatori quando vanno male, se vanno bene raramente, e significa che lui ha ancora fame per provare a zannare qualche altra vittoria, quindi insomma però diventa un problema perché lui sta acquisendo delle conoscenze, casomai lui era sicuro della sua idea, questo metodo di lavoro, di allenamento, di sistema di gioco, vado avanti della strada e vado liscio come l'olio, faccio 84 punti, e invece tutte quindi, questi numerosi imprevisti si sta scervellando. Perché? Perché da un lato possiamo vedere anche le posizioni che cambia Neres, le posizioni che sta cambiando McTominay, che sicuramente gli dispiace, no? Non poter avere quella chiusura di azione per chiudere il gol, però sono tutti step che sicuramente forse erano previsti in un momento successivo della stagione, anche questo non lo possiamo sapere, cioè, forse lui voleva partire con un'idea e cammin facendo dice io ho il tempo per variare. Qua shock anafilattico tutto e subito. È vero, è vero. È un po' il discorso che facevo prima sulle sostituzioni. Cioè tu allenatore immagini una partita e ti fai un programma anche delle sostituzioni. Poi dopo ti devi adattare, non sempre le puoi mettere in pratica così come le avevi immaginate e a volte, credo come oggi, sì. Leggi questa domanda che mi fa molto dolore. Angela sottolinea la parata di Vania, importantissima. Si è tratto trovare pronto pur non avendo fatto una parata. Allora, premesso che io sorrido con il massimo rispetto e galanteria quando sentivo le persone in trasmissioni che chiamano io ho giocato anche un pallone. Io purtroppo il fato è una caviglia, non possiamo sapere dove sarei potuto arrivare, quindi può darsi uno scapocchione, però vi dico che il mio grande mito è stato Luciano Castellini quando ero giovane, no? Perché Zoff è una leggenda e io ho un'ammirazione, una stima, una cosa per Zoff infinita, anche perché è uno juventino atipico, troppo signore, troppo al di sopra di tutto, no? Però il giaguaro è iniziato in porta, poi siccome avevo questi piedi buonissimi, ho detto tu sei sprecato in porta, ma io voglio giocare in porta. E l'uomo che mi ha cambiato la vita sportivamente, che poi mi fu un allenatore, dicendo ma tu c'hai dei polmoni incredibili, fu che io cedetti, ve l'ho già raccontato, la mia maglia ve l'ho fatta vedere quando ero piccolo a 10 per prendere il 4 di Bagni perché arretrai come gioco, però insomma sono nato portiere, pure se poi dici Guido, però non sei riuscito ad arrivare nelle serie, c'è una caviglia devastata purtroppo. E perché vi dico questo e chiudo, ho promesso di essere bene, perché noi siamo stati... Support from Gianfranco Zottila. Che è successo? No, è buongiorno che si prende un caffè. Siamo stati una squadra che non avrà vinto tanto, eccetera, ma una bellissima tradizione di portieri, anche a volte purtroppo che abbiamo dovuto cedere, cioè non solo Zoff, Castellini, pensavo Iezzo, eccetera, eccetera. Da alcuni anni, quindi Napoli rispetto casomai altre, il famoso terzino sinistro, cioè a parte Volpecina e Francini, noi sono atavica la mancanza del terzino sinistro, poi dopo l'infortunio di Guran, però diciamo abbiamo una forte tradizione di portieri e neanche
anonimi, perché Zoff è venuto dal Napoli e poi è andato alla Juve. La Juve ha vinto tutto, però ho detto è un argomento che ormai non si può più toccare perché è stato totalmente avvelenato da determinati personaggi. Ma questo anche prima di Meret, mi ricordo Rafael, e io andavo spesso lì, citofono. Quindi siamo passati da una squadra con una bellissima tradizione di portieri. Ezio mi sembra che parò un rigore a Baggio, se non ricordo, no? Per dirne una. Pepe Reina ha parato il primo rigore, che era Balotelli, o un'altra cosa che non aveva sbagliato manco uno. Cioè noi non siamo una squadra anonima per quanto riguarda i portieri, no? Stesso De Santis, a me piaceva Sì, De parecchio. Santis, che non volevo dimenticarlo, eccetera. Certo. Ma adesso, e rispondo, non si può più toccare per colpa di Cervello. Perché voi la sapete come la penso io. Questa è la classica parata da portiere da squadra di vertice, che purtroppo non è costretto, tra virgolette, a intervenire pochissime volte. Oggi, tra l'altro, non era un tiro medio, era un tiro da appena a cavallo della linea dei 16,50 m dell'area di rigore, specchio centrale, era al centro, forte, teso lì, una paratona ha fatto, una parata eccezionale. Però può anche essere una parata leggermente più facile, ma prendi quel gol a freddo, no? E non è facile il passaggio. A volte certi portieri delle squadre inferiori, no? Prendono 2 o 3 tiri di seguito, si esaltano, eccetera. I portieri da mod. Esatto. Prendono gol, ma prendono un gran una voto. parata da squadra di vertice prima in classifica. Non lo era prima perché viene dal Torino, quindi pure lui deve capire se ha quella statura non solo caratteriale, anche tecnica, perché poi è un fatto non solo tecnico, ma mentale, cioè è difficile. Ma io mi ricordo degli anni, quando ero piccolo, andavo a vedere tante partite, tu vedevi il portiere Napoli fermo, poi all'epoca non giocavano con i piedini, quindi non erano chiamati continuamente, no? Cambiava tutto, allora facevano esercizi. Una parata importante, anche lui sta crescendo, ma a Napoli non possiamo dire nulla, se no ci vengono a prendere a casa, e quindi non tocchiamo più l'argomento portiere. Allora lo toccherò perché poi c'è un'altra domanda. Nel frattempo però volevo ringraziare l'amico Gianfranco, perché tra l'altro è stato iper generoso e quindi merita che metta in sovraimpressione, perché è uscito solamente buongiorno senza il messaggio. E nonostante siano semplicemente complimenti, poi li prendo. Continua a crescendo con le giorno, hai visto che quando cresce la condizione atletica, mamma mia, perfetto. Perfetto, rompe la linea. Stiamo parlando, io questa cosa ve la dico sempre, però ragazzi parliamo di secondi, manco di secondi. È no, piano piano, oggi anticipo, asfissiante, addirittura sopra le linee centrocampo, intervento l'hanno anticipato, ma ragazzi, ma non è la PlayStation, non è Pac-Man, eccetera. Quindi però sta crescendo sulle qualità e sul passaggio da una squadra media a una squadra grande. Siamo sereni perché l'anno scorso ha dimostrato che ha la statura per reggere una squadra importante come il Napoli. Le preoccupazioni lo sappiamo quali sono state, no? Gli infortuni, però sono contento che anche lui sta crescendo come condizione e le prestazioni stanno migliorando. Allora, prendono altri messaggi, finisco di leggere questo qua. Deliziarci con le tue analisi, notizie e commenti. Per noi all'estero i tuoi video sono fondamentali per aggiornarci in maniera seria, equilibrata e appassionata, e io ti ringrazio tantissimo, perché io per primo all'estero vorrei questo, quindi se non riesco ci provo a farlo. Sono appena rientrato dallo stadio, sono curioso di sapere la vostra, vista da casa con i vari replay. Per me buona partita, tenuta sotto controllo dall'inizio. Sì. Con altri portieri vincevano 2 scudetti. Aspetta, avevo preso un'altra domanda. Ok, era quella là di Conte. Quindi, no, sul portiere, perché ce n'era un'altra. Devo tornare un attimo. Lei fece una parata con la Roma all'ultimo minuto, più di una con la Roma, quando segnò Mertens, che tolse proprio dalla porta dietro questa curva, che tra l'altro fu premiata. Sì, anche lì un citofono. Io mi ricordo delle azioni meravigliose, perché
il Napoli riusciva a ritornare indietro, a far ripartire l'azione, veramente era un centrocampista aggiunto, cioè non sprecava un pallone, perché poi il Sarri Ball, di nuovo, se tu da un lato lo esaltavi, no? Dice, allora se noi lo esaltiamo, quel gioco spettacolare, ma quel gioco spettacolare non lo potevi fare senza di lui e senza Albiol, quindi con un altro portiere non facevi il Sarri Ball. Perché È io mi vero. E ricordo infatti anche... la partita chiave fu quella in Coppa e poi noi la replicammo quel 5-0 con la Lazio. Purtroppo gli highlights tagliano le azioni. Mi ricordo, credo che fu il terzo gol dove c'è poi l'inserimento di Alla che fa gol, ma non mi ricordo se furono 21 o 29 passaggi, adesso veramente chiedete troppo la memoria, ininterrotti, e fu bellissima perché il Napoli fu tamponato in avanti e riuscì a tornare indietro, fu ritamponato e toccarono il pallone tutti e 11 giocatori del Napoli, con Rey che era realmente un regista arretrato, eccetera. Quindi, come possiamo dire, ha detto sì, prendevi un gol in meno, però può darsi che noi facevi 3 in meno. È molto difficile, io non posso dare la certezza, cioè, e si dimenticano determinate parate. Ha detto che alcune parate, cioè lui parò il rigore a Milano dove vincemmo 2-1, quella parata con la Roma fu eccezionale perché la tolse letteralmente dalla porta. Semmai altre cose, però ormai quello è passato, non l'abbiamo vinto, dobbiamo tenere botta quest'anno. Vania oggi ha fatto qualche lancio più preciso o i suoi compagni hanno capito come lancia? Oltre la parata, poi ha sbagliato invece dove sta deludendo è con i piedi. Aveva iniziato bene, abbiamo fatto anche un gol, un paio di azioni importanti, lì dobbiamo, non che sia disastroso, però non mi sta piacendo tanto, non solo nelle scelte, a volte nel cambio di ritmo. Ti devo dire la verità, non che ho apprensione, perché non ho apprensione, ma per esempio con Peperei tu non avevi mai proprio quel senso di, anche se ti arrivava a ridosso l'attaccante, aveva una tale padronanza e serenità, però non mi sta piacendo, non sta incidendo come ci si aspettava, no? Non è perché una volta casomai ha sbagliato e è andato in fallo laterale, è migliorabile, cioè mi aspetterei una maggiore capacità di leggere la partita con il corto, lungo, un cambio di ritmo. A volte ci pensa troppo, ho l'impressione, poi posso sbagliare, però è migliorabile, nel senso, visto che lui comunque ce l'ha, lui c'ha un calcio potentissimo, mamma, cioè lui riesce ad arrivare nell'altra area di rigore, ragazzi, quindi ce ma l'ha. pure col sinistro, quella è la cosa incredibile, che mi sembra anche quando battiamo il calcio d'inizio gliela danno anche sul sinistro e lui non è che ha tutto il tempo di aggiustarsi, di mettersela sul piede preferito. Voglio essere fiducioso, nel senso è migliorabile, infatti ti ho detto non sta incidendo come potrebbe fare, può darsi anche perché di nuovo, no, ci sono dei movimenti diversi e tutti si devono non solo abituare, ci sono dei meccanismi che andranno collaudati cammin facendo e si torna a quel punto di partenza che ci avevamo detti all'inizio, no? dei margini, a maggior ragione visto che stiamo cambiando tante cose, dei margini ci sono. La cosa importante è veramente quella che ha detto Conte, me l'avete mandata via messaggio, non l'ho proprio ascoltato, che basta infortuni, perché veramente sennò devono chiamare me e Valerio a giocare. Vabbè Guido, se hai ascoltato il video mio ha detto le stesse cose, cioè non ci sta più ad aggiungere niente. Guido, hai avuto modo di vedere la partita o meglio anche solo l'episodio di Milan-Lazio? Sapete come la penso su questo argomento? Io non sarò mai preso in castagna perché ho sempre fatto un discorso di trasparenza, ma anche nel linguaggio, nelle spiegazioni dopo, non ci credo più, perché io posso tranquillamente accettare, non perché sono tutti onesti, mettiamo la mano sul fuoco, perché ci sono stati appena 2 scandali grandissimi, uno in Serie C e uno scandalo in Serie A. Pure il Rimini è saltato, mamma mia. Sì, ma dove lo stesso designatore, pressioni sul Stato, cioè, quindi io la mano sul fuoco, intanto mettetela voi, non io, prima cosa. Però diciamo, mettiamo l'arbitro, comunque la Baneta può sbagliare. A me quello che proprio inquieta è il dopo, sia dal punto di vista dell'analisi dei vari commentatori, giornalisti, ex arbitri e poi di
del disegnatore, cioè lì a bocce ferme, in serenità, realmente dopo che l'hai detto 2 volte e hai detto un professionista può sbagliare, quindi non andrebbe manco più detto, si dovrebbe fare un discorso e di volta in volta tutte le cose migliorerebbero. Io lo ripeto sempre, all'80%, poi diventa l'85%, e invece, per rispondervi, che vi devo dire? Tanto ogni volta anche il base degli alberi dice tutto il contrario di tutto. Sembra che le regole vengono riscritte a seconda di come la tua testa ti gira, creando, no, ma noi era diverso in quella volta. Quindi io anche qui mi arrendo, perché basterebbe poco, visto che adesso comunque abbiamo molte più telecamere, alta definizione, c'è il VAR, eccetera. Quindi è una situazione che da un punto di vista tecnologico è notevolmente migliorata e poi potrebbe aiutare rispetto agli anni '80. Però non è possibile che ogni domenica le regole e i commenti vengono riscritte non so, a seconda neanche di come gira il vento. Quindi mi arrendo. Certo che l'ho visto, ma che vi devo dire? Tanto il mio parere non vale niente, cioè mica io arbitravo. Domenica prossima uscirà un'altra cosa e ci diranno tutto il contrario di tutto, polemiche, litigi, gente che sfotte altre squadre, eccetera eccetera, e continuiamo così. Infatti proprio questo stai dicendo, Guido, cioè nel senso la disparità anche del racconto Io domenica dopo domenica. Io ormai mi arrendo, posso accettare pure sai, ti posso fare un esempio breve, l'avvocato del diavolo, vale? Quando io penso a calcio, penso al monologo celebre di Al Pacino dell'avvocato del diavolo, che io sono un umanista, no? Che lui dice guarda ma non toccare, tocca ma non assaggiare, assaggia ma non ingoiare. Io ormai il calcio così, nel senso, ho detto ma io ti ho dato il VAR, sì, ma hai creato il protocollo che tutto è il contrario di tutto. Io ti ho dato la goal line technology, meno male, però il fallo di mano mi hai creato una regola che tutto è il contrario di tutto. È l'avvocato del diavolo. Cioè mi hai dato una cosa, quella lì, però me ne hai tolto un'altra che crea moltissima disomogeneità interpretativa all'interno della partita e anche dopo. Io ormai quando vedo il calcio, per farti un parallelismo, per una volta è veramente coerente col mio binomio calcio e cinema. Tu vedi, c'è una cosa dici che è andata a migliorare e una cosa che è andata a peggiorare. Ovviamente, siccome il livello del racconto è bassissimo e crea moina che moina non si può, non se ne esce. È così. E poi è proprio pure come ce l'hanno spiegato, insomma, non ha alcun senso. Stasera un dato impressionante sono i 54 contrasti vinti dal Napoli, ben 10 in più della Roma. L'ho notato e l'ho detto, questo è stato un messaggio, da questo punto di vista sarà molto importante, perché Conte avrà convinto che ce la possiamo fare, voi avete la qualità per vincere anche i duelli, li hanno vinti, hanno portato a casa la partita. L'importante adesso è essere umili e portarne a casa un'altra, però se no rischio di ripetere sempre le stesse cose. Secondo me è rimasto spiazzato Gasperini, perché è stato battuto sul suo stesso terreno. Meraviglia. Appassiona il discorso portieri stasera. Che ne pensi che Caprile sia stato venduto solo a 8 milioni? Deve correggere il signore. Se mi dice è stato svenduto a 8 milioni, dico il signore parla un italiano corretto, sono d'accordo. Se mi dice venduto a 8 milioni, hai detto solo? Sì, no, ma credo che abbia percepito la mia ironia e che la penso come lui, troppo poco. Tra l'altro devi considerare pure l'età, se fosse un 35enne molto 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 basso, però ormai è andata. Io credo che sia anche corretto per lui, perché si farà la sua carriera, gli abbiamo voluto bene, non se n'è andato anche lì con una credine, con polemiche, anche Conte non ne hanno parlato, ma era giusto così, solo che è un po' poco, no? Qualche milioncino in più aiuta poi il nostro calciomercato. Guido, chiudiamo così, con una domanda che esce, allarghiamo sempre gli orizzonti se è possibile. Come la vedi la lotta al vertice in Premier League? L'Arsenal potrà prendere il largo, il Liverpool rischia di finire fuori dalle prime 4 o 5. Ricordiamo nel frattempo che Guido aveva fatto
come Francesco aveva fatto il paragone Napoli-Liverpool, che stavamo avendo le stesse problematiche, ad oggi il Liverpool in campionato molto più indietro rispetto al Napoli, che è tornato prima in classifica, mentre in Champions se la stava giocando. Alla fine Guido aveva fatto un paragone ancora più profondo, dice i sigari, no? Il Liverpool ha speso 5 volte quanto ha speso il Napoli, anche per i singoli giocatori, andando... Il Liverpool ha speso per Wirtz quello che il Napoli ha speso per tutta la squadra. Sì, per dire, e non basta. Non è un'accusa a loro, non è no, che non basta per avere risultati. Dico, è un po' più complessa l'analisi di uno sport professionistico. In questo caso ci stiamo limitando, anche se Guido ogni tanto sbrodola. Finirà un giorno che parlerà di baseball, meno male che c'è Valerio che mi limita con la sua non ne so niente, continuo a guardarlo, non ci capisco niente. L'esempio ha detto, vedete, il Liverpool campione l'anno scorso, ha fatto un calcio bellissimo lì, dominante, 500-600 milioni là, e 6 sconfitte mi sembra, se la mia memoria non mi inganna. Il campionato inglese è più difficile perché a volte veramente è una squadra che pure penultima ti fa penare, anche se casomai sono pochi punti, te le devi veramente sudare. Io spero per l'Arsenal che sia la volta buona, che la classifica è corta, mi sembra che ha 30 punti, la seconda ne ha 25. Sembrerebbe avere qualcosa, ecco, forse il Chelsea potrebbe insidiarla, perché il City è un po' sclerotico in questo momento, sia come squadra che come allenatore. L'Aston Villa, per quanto a me mi sarebbe piaciuto dovrebbe venire Unai Emery sulla nostra panchina, perché ovviamente continuare questo respiro europeo, uno che fa tutta la stagione, cioè, dovrebbe, però insomma è presto, è un po' diverso il loro campionato. Ci è arrivato vicino ogni anno, quindi anche un percorso, e non è vero quello che è stato detto da un noto collega rifacendosi anche a De Laurentiis. Loro hanno pagato a caro prezzo il sacrificio dello stadio nuovo, nel senso che non avevano i soldi, hanno avuto anni e anni di record ininterrotti di qualificazione alla Champions, ma quando fece il progetto dello stadio, che ormai era raggiunti i limiti di falli, per dire, il vecchio Highbury proprio era troppo, e dissi noi avremo delle stagioni in difficoltà dove non potremo fare grande mercato, cioè, però se dobbiamo fare questo passo in uno stadio bene, quindi hanno avuto anche delle stagioni dove il Liverpool faceva 98 punti e Guardiola 99, cioè, però tenevano botta. Negli ultimi 2 anni insomma veramente ci sono andati vicino, sono crollati alla fine, sarebbe anche giusto. Aspettiamo per l'Arsenal, diciamo, alla 20ª giornata. Considerate che 2 stagioni fa alla fine sono scoppiati, quindi è un po' diverso il campionato inglese, però è molto appassionante. Io dico che se lo meritano come tifoseria, perché è molto appassionato, e tra l'altro vogliono rinnovare uno stadio che era di eccellenza, già per loro è diventato vecchio. Incredibile. Il Liverpool, una curiosità che vedevo adesso, è l'unica squadra a non aver pareggiato neanche una partita finora. Su 13, 7 vittorie e 6 sconfitte. Allora, mi ricordavo bene 6 sconfitte. 6 sconfitte è tosta. Il City 2 anni fa recuperò 8 punti all'Arsenal, 5 punti non sono niente. Guido, io ci salutiamo con 2 messaggi che ti riguardano, anche uno a metà. Fammi vedere se riesco a recuperarlo. Se sono insulti sono ben accetti. No, uno è i migliori d'Italia a mani basse, prenditelo, perché abbiamo recuperato tutte le volte in cui ci attaccavano, questo qua prenditelo e basta. E poi c'è una sorta di richiesta, possibilità, dice la conversazione tra Guido Gentile e Fabio Versati verrà proposta anche su YouTube, che me l'ascolto al lavoro, non sarebbe male mettere una cimicetta da una parte. Intanto vi ringrazio, c'è uno dei membri della setta dei poeti estinti che è stato molto carino oggi, ha detto perché siamo destinati all'estinzione, forse siamo già morti, io per primo non ce ne siamo accorti come siamo lì. E chiudo perché poi è coerente quello sta dicendo, che era un po' preoccupato, ma ci sei stasera? Ha detto guarda, ho avuto serata altra sera ce l'ho, martedì, giovedì, venerdì, stasera ce l'ho. Sempre che se Valerio rincoglionito mi chiama, perché io spero che un giorno scusate per la parola, rinsavisca, ha detto ma perché io faccio questa cretinata? E invece ha detto c'è voglia, ha detto molto impegnato in questo periodo. No, dovete sapere, per chiudere,
no, che c'è stata questa ulteriore... Io purtroppo ho 2 collaboratori juventini, vi do questa brutta cosa, però mo non faccio il De Laurentiis e Juventini, che sono un po' scansafatiche. E nonostante hanno 10 anni meno di me, o 12, e quindi io dovrei essere il vecchietto da coccolare, hanno ritmi incompatibili con i miei. E uno di questi miei collaboratori se n'è andato dalla mia conversazione. Vabbè, io me la cado da solo, faccio tutto da solo, non c'ho sponsor, non c'ho come si là, però doveva fare tutta una cosa che gli avevo detto, perché così mi serve condensare 3 ore, devo fare 5 minuti di montaggio. Se te ne vai, io non posso fare a me stesso, perché questa cosa ve l'ho promessa, eccetera. Comunque la cosa con Fabio, no, non credo che lui si voglia ascoltare Guido Gentile che parla di Godard, ma semmai di calcio. Però vi ringrazio. Ho detto, se dovessimo fare qualcosa, sarà mia premura non annoiarvi e sparire per sempre. Ho detto, però una cosa noi cercheremo di organizzarla, questa cosa, a parte che io ho questo sogno, io l'ho detto, che un giorno vorrei tanto che ci sia questo recita, non c'è niente di io ho visto cose, però l'abbiamo così sulla nostra vita, Valerio che suona, una cosa che prende un po' tutto il calcio eccetera, da fare a New York, però prima o poi una volta la faremo una serata, come l'hanno fatta, insomma, loro sono delle potenze, no? Cassano, una cosa da fare in un localino sarebbe bella, se una volta riuscissimo a organizzare che più di noi si trovano nello stesso luogo, nello stesso tempo, diciamo, più un sogno. Però, visto che Fabio è stato una gola profonda e ha detto, metti che però domani mi sequestro, muoio, eccetera, però domani finalmente riabbraccio la città che amo, ed era ora. Non mi vuole venire a trovare a vedere la partita col Cagliari, può darsi che non vado manco io a questo punto. Però se vado mi metto il cappello, i baffi. No, sono sempre in imbarazzo quando mi dite le cose, perché dovete sapere, chiudo, che io saranno forse più di 15 anni, non li conto manco più, forse di più, che ho impedito foto, video e applausi in persone alla mia serata. Ma che applausi? No, neanche l'applauso. E che è un argomento controverso, soprattutto nella mia dolce metà. Se ce l'ho 10 secondi? Sì, come no? Allora, l'estate scorsa, a una delle mie serate, c'era una famiglia, padre, madre e figli, che non erano mai stati così, no? Si siedono e io finisco la presentazione e loro considero, non so, 120, 140 persone, tutte ferme, composte, e questi 3 personaggi che applaudono in imbarazzo. Io ho detto no, niente applauso, niente applauso. Forse sono sembrato antipatico. Dopo il film, quando io commento spesso, ho dovuto andare vicino, guardate che io ho vietato gli applausi, perché questi saranno sentiti proprio in imbarazzo. E detto, e lo stesso, nonostante io glielo avessi detto, immagino che comunque questo imbarazzo ti è rimasto durante tutta la visione, anche dopo, perché è abbastanza, da un lato è scenografica al contrario, no? Perché sembra fatto apposta da un regista, però io mi metto nei loro panni, deve essere cosa brutta. Quest'estate faccio una presentazione, io ho fatto più di 60 serate, no? Non le conto manco più, le ho smesse, e alle persone, pure se non lo sanno, è partito un applauso, io li ho guardati stortissimo, e una delle persone che mi segue da più tempo, una donna di pazzesca, una cultura d'arte mostruosa, milanese, ha fatto, no Guido, e basta, oggi sei stato troppo bravo, te lo puoi pure prendere. No! Ho detto io, ci fai litigare. Quindi, però ho detto, è molto raro, ho detto, quindi se io, vedi, cerco di sfuggire, non mi sto manco guardando in più, per dire, se ci fate caso, io sfuggo, non è che anche perché, ovviamente, se tu parli dal pubblico, non ti vedi. Vedendo la mia faccia nello schermo, no? e non mi piace, sono timido, allora io non voglio guardarmi, allora giro gli occhi, come si chiama, e ve l'ho detto, dal video non è il mio mondo, eccetera. Però ho vietato gli applausi, cioè veramente il massimo della... Vedi, capita, può capitare. Io, visto che eravamo in chiusura, se Guido riesce a rientrare, consideratevi salutati, perché poi volevo chiudere anche io. I boop ne penso che si possono fare. Grandissima idea questa di Guido, un tocco a teatro con Valerio. Voglio, le idee ci sono e sono a bizzeffe, il tempo forse manca, ma vediamo quello che si può fare.
Vi bacio, vi abbraccio, non darò il tempo a Guido di rientrare perché sono io che ho il che fare, ma domani, forse in nottata, vediamo quando mi verrà di postare. Perché Wagyu, la reaction, sì, importantissima, l'analisi, importantissima. Poi c'è subito il Cagliari, non voglio sapere niente. Lasciate i like. Amici belli nella ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei, poco. Allora. Ho pariato 5 gol per farne 20, è vero, però ho esagerato là, non perché lo faccio io non lo faccio apposta, mi è riuscita così, vuol dire che ci serviva quella forza per fare quel primo tempo. That's it. Il segreto, beh,